Buonasera. Apriamo la 16ª seduta del Consiglio Comunale di lunedì 16 novembre. Anche questa seduta abbiamo ritenuto corretto, ragionevole farla a porte chiuse a causa dell'emergenza. Vengono comunque garantite l'adozione delle misure atte a garantire il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale tramite la trasmissione video e in streaming internet della Tenda TV. Passo la parola al segretario per l'appello. Miatto Antonio, Pagliana Mirella, Casagrande Andrea, Daregian Antonio. Pronto, pronto? Vado. Eravamo arrivati a De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro è assente, De Nardi Barbara assenti giustificati entrambi, Dus Marco, Gomiero Maurizio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto e Valaschin Gianni, assente giustificato anche lui. E ci sono 3 assenti. Bene. Gli scrutatori, allora Pagotto, Gumiero e Baliana. Perfetto. Comunicazioni. Sindaco ha delle comunicazioni? Rapidissime comunicazioni, cerchiamo di contenere i tempi. Le ultime notizie di oggi relativamente al Covid della nostra città di Vittorio Veneto vede diminuire leggermente il numero che avevamo raggiunto venerdì scorso, è la seconda volta che questa diminuzione avviene. I numeri sembrano non essere bassi, nel senso che ne abbiamo 202 di positivi, però la cosa che conforta è che sono tutti nelle loro case, a parte 3 non gravi in ospedale. Se guardiamo la percentuale con cui Vittorio Veneto è colpita, nel senso di gente positiva, diciamo che non stiamo andando male, vedendo anche gli altri comuni le percentuali di positivi, diciamo che a Vittorio ci stiamo difendendo abbastanza bene. Invito la popolazione a continuare così, a stare molto attenta. Chissà che fra non molto si raggiunga l'apice per poi migliorare. Nessuno conosce il futuro, ma cerchiamo di impegnarci perché non sia peggiore del presente. Relativamente alla questione caserme, siamo in attesa sempre dell'arrivo dell'ultimo documento da parte dell'Agenzia del Demanio, presumiamo che possa arrivare entro questo mese qua, per poi fare la nostra seduta consigliare al termine dell'intera vicenda. Basta così, Presidente. Grazie, Sindaco. Assessori, avete delle comunicazioni da fare? No. Allora ne faccio 2 io di comunicazioni. Prendo atto di quello che ha detto adesso il Sindaco relativamente, con grande soddisfazione, relativamente alla venuta acquisizione da parte del Comune degli immobili del demanio militare, in particolare dell'ex caserma Gotti, che è già stata visitata da alcune associazioni cittadine che lì potrebbero anche trovare sede, come abbiamo appreso dalla stampa locale. Considerata quindi l'importanza dell'acquisizione, ritengo sarebbe estremamente utile per il Consiglio Comunale procedere ad una verifica sul campo degli spazi e degli immobili acquisiti. Ringrazio fin d'ora il Sindaco se, come già fatto per Palazzo Torres e per l'ex Carnielli, vorrà predisporre un sopralluogo del Consiglio Comunale all'ex Gotti e all'Aerocampo, in modo da fornire a tutti i consiglieri la piena conoscenza delle importanti realtà
che si rendono ora disponibili per le esigenze e le necessità della città e dei cittadini. Prego, Sindaco. Sarà cura mia farlo, ma occorre prima fare un enorme lavoro di pulizia, dopodiché potremo avere un accesso utile a valutare le cose. Grazie Sindaco. Allora, un'altra comunicazione sulla questione dell'accesso agli atti sollevata da alcuni consiglieri. Alcuni consiglieri mi hanno segnalato verbalmente e per iscritto ritardi nelle risposte relative ai loro accessi agli atti. Da ultimo, venerdì scorso, un collega mi ha inviato sul problema una lettera aperta, che è stata pubblicata in toto sabato dal quotidiano online Oggi Treviso e in parte dalla Tribuna di Treviso di ieri, in cui si segnalava di attendere la risposta ad un suo accesso agli atti protocollato 35 giorni fa. Ricordo che l'istituto dell'accesso agli atti costituisce un diritto inerente al mandato elettivo ed è disciplinato dal testo unico degli enti locali, articolo 43, comma 2, che recita: i consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente dal comune e dalla provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sul diritto di accesso è più volte intervenuto anche il Consiglio di Stato, in particolare con la sentenza 27.016 del 2004, in cui si dice che, l'articolo 43 attribuisce ai consiglieri comunali il diritto a chiedere i documenti da essere ritenuti utili per l'espletamento del loro mandato, precisando che la richiesta basta da sola a giustificarla, senza che occorra alcuna precisazione circa la ragione specifica della richiesta stessa. L'articolo 22 del comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale stabilisce poi che il diritto di accesso agli atti e ai documenti prodotti o detenuti dal Comune è di norma espletato dall'Ufficio Affari Istituzionali, che provvede a dare risposta scritta al consigliere entro 5 giorni lavorativi successivi a quello dell'acquisizione della richiesta, mentre il successivo comma 4 recita che se la richiesta comporta un'attività di ricerca o di riproduzione complessa, ad essa deve essere data risposta entro il termine massimo di 30 giorni. Quindi, entro 5 giorni lavorativi in via ordinaria, entro 30 giorni continuativi nella seconda ipotesi che ha carattere di eccezionalità. Può quindi sorgere il problema di come si debba valutare se la richiesta comporti o non comporti un'attività complessa di ricerca. Personalmente sarei dell'opinione che nel caso si dovesse ritenere che la ricerca è complessa e quindi consente 30 giorni per la risposta, sarebbe quantomeno opportuno che ne fosse data immediata comunicazione al consigliere richiedente, unitamente alle motivazioni della complessità della ricerca. Ma si tratta di una mia opinione personale. Penso piuttosto che forse potrebbe essere utile ed opportuno che la questione della complessità della ricerca dell'atto richiesto venisse affrontata dalla prima Commissione Affari Istituzionali, in modo da avere un pronunciamento su cui poter adottare comportamenti operativi certi e definiti. Infine, in ipotesi di inesistenza degli atti richiesti, riterrei opportuno che ne venisse comunque data informazione immediata al consigliere richiedente. Bene, finite le due comunicazioni, passiamo all'apertura dei lavori. Allora, come primo punto all'ordine del giorno c'è l'interrogazione a risposta orale pervenuta in data 6/11/2020 del consigliere Mirella Balliana, gruppo De Bastiani Sindaco, Rinascita Civica, ad oggetto ristrutturazione urbanistica nell'area ex milanese per durare dello stato di mancato completamento del secondo edificio a destinazione mista commerciale direzionale. Prego, consigliere Balliana. Grazie. Do per lette le premesse dell'interrogazione
Mi limito qui a riassumere i termini di una vicenda di riqualificazione urbana non ancora completata e che con l'interrogazione si intende sollecitare affinché venga portata a termine. Riassumendo brevemente la questione, in data 29 dicembre 2017 la società in liquidazione milanese SRL di Vittorio Veneto presentava istanza volta ad ottenere un permesso di costruzione per l'esecuzione di lavori per la ristrutturazione urbanistica dell'area ex milanese in via del Cansiglio, finalizzata alla realizzazione di un edificio a destinazione commerciale, l'attuale supermercato Aldi, e un secondo edificio a destinazione mista, commerciale e direzionale, tuttora incompleta, come da tutti visibile, con le relative opere di urbanizzazione. Con delibera di giunta 84 del 10 maggio 2018, l'amministrazione comunale prendeva atto del progetto e approvava il nuovo assetto viario con la rotatoria in via del Cansiglio, come proposto dall'atto unilaterale d'obbligo dalla società milanese SRL. La rotatoria, funzionale all'accesso alla nuova area da riqualificare, comportava il sacrificio di un tratto di pista ciclopedonale che veniva ridotta da circa 4 metri a 1,60 m, e riducendo anche di fatto la funzionalità dell'unica grande arteria moderna della nostra città. Per inciso, su questo intervento viario va ricordato che il Comando dei Vigili Urbani esprimeva alcune riserve. Nei mesi di maggio, giugno e luglio 2019, via del Cansiglio veniva chiusa al traffico per la realizzazione della rotatoria e veniva riaperta nel successivo mese di agosto. Nel giro di qualche settimana veniva aperto l'edificio commerciale con il nuovo supermercato. Rimanevano invece inspiegabilmente bloccati i lavori edilizi del secondo edificio commerciale direzionale e tali rimanevano fino a tutto febbraio 2020, quando iniziò il blocco di ogni attività causato dalla pandemia Covid-19. A fine maggio 2020, quindi quest'anno, terminato il blocco delle attività, si apprendeva da un organo di stampa locale che i lavori sarebbero stati ripresi immediatamente dal mese di giugno e sarebbero terminati per Natale con l'avvio di un'attività privata di servizi sanitari. In questi 5 mesi, come è visibile da tutti, il cantiere non ha segnato significativi stati di avanzamento e l'avvio di questa o di altre attività è palesemente rinviata a indefiniti tempi futuri. Nel frattempo va preso atto che alla società milanese, allora in liquidazione, e che nel 2017 aveva avanzato le richieste di interventi di riqualificazione, è poi subentrata la società gestione del risparmio Numeria SGR, alla quale, unitariamente all'impresa costruttrice Agribeto, dovrebbe essere ora rivolto l'invito a completare la riqualificazione urbana dell'area. Solo infatti con la completa riqualificazione dell'area può trovare una qualche giustificazione il sacrificio della riduzione della funzionalità di via del Cansiglio. Per concludere, il problema sostanziale non è che attività andrà nell'edificio direzionale, a tutt'oggi un moncone in cemento armato, ma quando l'edificio sarà completato, la gru sarà rimossa e il cantiere sarà definitivamente smobilitato. Tutto ciò premesso, chiedo all'amministrazione comunale se sia a conoscenza delle ragioni per il mancato completamento dei lavori edilizi per portare a termine il progetto di riqualificazione urbana dell'ex milanese, verificandole anche con la committente SGR Numeria e con l'esecutore dei lavori Agribeto SPA, se nell'ipotesi in cui non vi siano particolari ostacoli al completamento del secondo immobile a destinazione mista commerciale e direzionale, sia a conoscenza dei tempi in cui verranno completati i lavori medesimi, se in assenza di particolari impedimenti o in ipotesi di incertezza sui tempi di conclusione dell'intervento, l'amministrazione si sia infine attivata o intende attivarsi per sollecitare la conclusione del progetto edilizio di riqualificazione urbana in funzione della quale si è intervenuti nel maggio 2018 sulla viabilità cittadina con la delibera 84. Grazie. Risponde il sindaco? Sì. Allora, brevemente, anche in questo caso siamo di fronte a un'autorizzazione a costruire
che deriva da un'attività della precedente amministrazione. Noi quando siamo arrivati i lavori erano già iniziati, tant'è che l'inizio dei lavori effettivamente c'è stato l'11 febbraio del 2019. I lavori sono andati avanti velocemente, effettivamente come dice lei consigliere, con il primo dei due stabili. Noi come amministrazione siamo intervenuti per cercare di minimizzare il danno che era previsto sulla ciclabile, dislocando l'attuale rotatoria, che poi è stata eseguita, un po' più a sud in modo tale da non ridurre troppo quel sedime. Relativamente è un'autorizzazione che vale 3 anni, più 3, e anzi grazie al Covid anche più 5. Oggi è così la situazione. Da informazioni che avevo preso già in passato e che ho rinverdito proprio in questi giorni qua, perché lei me l'aveva chiesto, mi si conferma che nulla impedisce la prosecuzione dei lavori. C'è stato effettivamente un ritardo, prima a causa Covid, poi un riassetto interno della ditta esecutrice, ma i lavori sono ripresi, sono in attesa adesso, sembrano fermi perché sono in attesa di serramenti e di facciate, evidentemente sono facciate che vengono applicate all'esterno, e si prevede il termine dei lavori per la tarda primavera del 21. Questo è quanto. Grazie Sindaco. Consigliere Bagliana, è rimasta soddisfatta della risposta? Sì, parzialmente soddisfatta, nel senso che prendo atto insomma di questa data finale, quindi siamo nel 21 sarebbe tra pochi mesi, insomma, ecco. Sì, la scusa del Covid, vabbè, prendo atto anche di questo, nel senso dell'organizzazione delle aziende, magari sì, voglio dire, il problema è che ogni volta gli articoli di stampa davano delle comunicazioni diverse rispetto a questo. Mi permetta una piccola, cioè la cosa secondo me da evidenziare è che quando si prendono degli accordi o si fanno dei progetti, è giusto che le riqualificazioni siano portate a termine e siano garantite tutte le convenzioni e le prescrizioni che vanno prese, perché molte volte abbiamo spesso visto che appunto le prescrizioni, le ottemperanze a cui devono sottostare i privati, soprattutto sulle grandi opere di riqualificazione, alle volte vengono bypassate, no? Nell'esempio è anche quella dell'ex Tonello, a cui conosciamo tutti, che è stata votata anche qua in Consiglio la mozione del consigliere Darè. Ecco, mi premeva sottolineare che l'amministrazione comunale, noi consiglieri comunali, dobbiamo sorvegliare rispetto a queste riqualificazioni urbane e far sì che siano portate a termine nel miglior modo possibile. Grazie. Grazie consigliere. Bene, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Proposta di deliberazione presentata in data 1/10/2020 dai consiglieri Denardi, De Antoni, Dus e Tonon ad oggetto Statale 51 di Alemagna, variante di Vittorio Veneto primo stralcio, La Sega, Rindola, variante svincolo Vittorio Veneto Centro. Lascio la parola per l'illustrazione della delibera a... Prego, Dus. Sì, innanzitutto chiederei se cortesemente può essere distribuito una piccola planimetria che ho così in maniera artigianale realizzato per capire di cosa stiamo parlando. Altrimenti spesso si rischia di fare confusione, soprattutto a casa. Cerco di illustrare brevemente la mozione. Riguarda l'annosa questione del traforo e in particolar modo l'ultimo tratto di cui si è discusso molto sui giornali ed è giusto che se ne discuta anche qui in Consiglio Comunale. Premesso che sono entrati nella fase finale i lavori di realizzazione del primo stralcio dell'opera di interesse statale, l'attuale progetto di realizzazione del primo stralcio prevedeva inizialmente un'attestazione attraverso uno svincolo denominato Vittorio Veneto Centro che terminava su via Virgilio e è quella
strada che vedete in giallo, con una rotatoria, il Consiglio Comunale, con una propria deliberazione dei numero 45 del 30 novembre 2015, relativamente ai lavori di primo stralcio della variante strada statale 51 di Vittorio Veneto dal Borgo La Sega, località Rindola, ha ritenuto maggiormente rispondente al pubblico interesse l'ipotesi progettuale denominata attestazione su via Carso, ipotesi 1, che si sviluppa a nord del cimitero innestandosi su via del Carso tramite una rotatoria, dando mandato al sindaco di verificare la fattibilità della soluzione individuata in collaborazione con gli altri enti competenti e tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera. In attuazione della predetta deliberazione, ANAS ha successivamente sviluppato il progetto relativo allo svincolo di Vittorio Veneto Centro, arrivando alla redazione della fase definitiva. Dato atto che si sono concluse le fasi endoprocedimentali inerenti all'autorizzazione paesaggistica del progetto sopra indicato, la conformità urbanistica raggiunta con l'intesa Stato-Regione e quella verifica di assoggettabilità a via del progetto, preso atto che ANAS ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo che tiene conto di tutte le indicazioni e prescrizioni che sono contenute negli atti endoprocedimentali sopra richiamati e sta procedendo alla realizzazione del raccordo tra il primo stralcio dell'opera di interesse strada statale 51 di Alemagna, variante di Vittorio Veneto, con via del Carso, atteso che dalla deliberazione di giunta numero 118 del 23 maggio 2019 è stato deliberato di dare atto che è doveroso in tempi brevi valutare congiuntamente ad ANAS, in fase di redazione del progetto esecutivo, eventuali azioni da intraprendere sia per garantire la massima sicurezza, soprattutto dell'utenza debole, sia per favorire la fluidità del traffico veicolare nell'area prossima all'intersezione tra la nuova viabilità e quella esistente. Di ritenere necessario uno studio di dettaglio per valutare possibili azioni di rinegoziazione del traffico, riorganizzazione del traffico ed eventuali interventi di ridefinizione degli incroci nell'area prossima all'innesto della nuova viabilità sulla viabilità esistente, di dare mandato al dirigente competente di provvedere con atto proprio anche all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per l'eventuale assegnazione di incarichi professionali ad operatori, di cui l'articolo 46 del decreto legislativo 50/2016, considerato che, prima che venga completata la nuova viabilità, è necessario valutare, congiuntamente ad ANAS, eventuali azioni da intraprendere, sia per garantire la massima sicurezza, soprattutto all'utenza più debole, sia per favorire la fluidità del traffico veicolare nell'area prossima dell'intersezione della nuova viabilità con quella esistente, realizzando le opportune opere di raccordo con la viabilità cittadina, al fine di indirizzare e agevolare i flussi di traffico che verranno a crearsi con l'apertura del nuovo traforo. Considerato che anche attualmente la viabilità dell'intera zona, compresa tra via Carso, via Vittorio Emanuele II, via Enrico Tali e via Meschietto, presenta numerose problematiche, soprattutto in alcune ore della giornata, per la presenza di 4 istituti scolastici, Liceo Scientifico, Filaminio, Istituto d'Arte, Munari, Beltrame, Vittorio Veneto, Città della Vittoria, richiamata la delibera di giunta numero 118 del 23 maggio, che tra l'altro dava mandato agli uffici di predisporre uno studio di dettaglio per valutare possibili azioni di riorganizzazione del traffico ed eventuali interventi di ridefinizione degli incroci nell'area prossima all'innesto della nuova viabilità nella viabilità esistente, anche avvalendosi di professionisti esterni competenti. Consiglio Comunale, noi ci auguriamo che deliberi di impegnare la Giunta Comunale a sottoporre all'esame di questo Consiglio entro 60 giorni una proposta di riorganizzazione del traffico e di eventuali interventi di ridefinizione degli incroci nell'area prossima all'innesto della nuova viabilità realizzata a seguito della variante in oggetto sulla viabilità esistente. Tutte queste parole per dire che qui alla fine vogliamo capire se ci sarà o meno una rotonda e come verrà realizzata. Grazie. Grazie consigliere Dus. Apriamo il dibattito. Prego, Sindaco. Allora, una risposta che vuole essere esaustiva e anche rapida il più possibile. Allora, io non voglio scendere in valutazioni se era meglio via Virgilio o via del Carso, sarebbe tempo sprecato, ormai è stato deciso che l'uscita sarà in via del Carso e con quella ci dobbiamo rapportare. Pensavo che lei fosse informato che fin dal primo giorno che ho fatto il sindaco mi sono interessato di questo problema e
innumerevoli volte abbiamo interloquito sia a livello regionale che a Roma con ANAS proprio sulle opere di mitigazione che questo nuovo flusso veicolare che andava ad uscire in un posto dove prima non c'era avrebbe generato dei problemi facilmente intuibili, non tanto quantificabili, fin tanto che magari non avremo la prova di quello che succederà. ANAS si è sempre dimostrato collaborativo con noi e assieme abbiamo studiato quelle che sarebbero potute essere delle opere di mitigazioni magari anche sufficienti per fluidificare quel traffico là. Con ANAS abbiamo individuato diversi punti della città dove una rotatoria avrebbe potuto facilitare questo traffico, addirittura ANAS aveva anche suggerito una rotatoria a nord all'uscita della vallata per favorire l'imbocco del traforo da parte di chi sarebbe sceso dalla vallata, fosse sceso dalla vallata, e nella zona a sud invece addirittura 3 rotatorie, una, tanto per capirci fra noi vittoriesi, dal Re del Gelato, una dal Gommista, una dalla Coop, ok? Abbiamo fatto delle visite sul luogo con ANAS, verificando come all'inizio di via Vittorio Emanuele non era possibile fare nessuna rotatoria. Una rotatoria all'altezza dell'incrocio Carso-Dalmazia-Vittorio Emanuele avrebbe avuto un diametro di 18 metri, quindi non avrebbe avuto nessuna parte centrale sopraelevata più alta, diciamo così, ad aiutare a definire questa rotatoria, perché sarebbe stata impossibile ogni svolta a sinistra verso via del Carso da parte di un autobus, per esempio, quindi sarebbe stata una rotatoria che sarebbe stata solo definita da un punto dipinto sul fondo della strada, al che ci siamo attivati fin da subito per cercare anche la possibilità di acquisire del terreno necessario per dare a questa rotatoria una funzionalità sufficiente. A tutte queste idee, proposte, studi, ANAS ha risposto disegnandoli. Abbiamo una brochure intera di proposte di questo tipo qua, solo che alla fin fine ANAS non ha mai potuto venirci incontro, perché si trattava sempre e solo di sedimi non di statale ma sedimi comunali sui quali non era autorizzata a spendere i suoi soldi. Noi non abbiamo mai mollato, anche attualmente stiamo interloquendo per arrivare alla possibilità di avere un aiuto fondamentale per spese che lei può ben immaginare cosa costano. Rotatorie costano di 4, 5 e 600 mila euro l'una, dipende dalle dimensioni, se bisogna acquisire il terreno o no, eccetera. Quindi per noi sono economie assolutamente al momento inarrivabili. Con ANAS non abbiamo mai smesso di dialogare, gli ultimi dialoghi sono avvenuti anzi questa mattina in videoconferenza, dove siamo scesi in particolari relativi alla rotatoria di uscita di via del Carso, per alcuni particolari che dovevano essere messi a punto dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista funzionale, circa la possibilità delle condotte attualmente esistenti da spostare l'acqua, che avete visto che non ce la fa a andare via, al fatto che quel punto là, con quella soluzione passata in conferenza dei servizi, veniva quasi azzerato la possibilità di parcheggiare su quell'ingresso del cimitero, sul fatto che i cordoli previsti impedirebbero ai mezzi di raggiungere il sagrato della chiesa, su accumuli di terra non presenti nei disegni, che magari possono risultare essere comodi ma difformi dalla volontà della sovrintendenza. Sono piccoli particolari che magari sui quali ANAS può passarci sopra,
ma per noi sono fondamentali per ottemperare a quelle che sono le disposizioni della sovrintendenza. Quindi al momento noi non possiamo fare altro in mancanza di soldi, perché fondamentalmente occorrono molti soldi per quelle opere di cui tutti ci rendiamo conto ci sarebbe bisogno, e a questo punto cerchiamo di intervenire. Abbiamo già pensato a alcune soluzioni a basso costo e in base a quello che vedremo essere necessario una volta che il traffico dovesse uscire. Far spese di mezzi milioni presupponendo che le soluzioni sarebbero poi quelle giuste mi pare un po' improvvido in questo momento qua. Comunque, ripeto, fin dal primo giorno ci siamo applicati su questo tema e stiamo continuando anche adesso a farlo senza perdere nessun colpo, nessuna possibilità, nessuna opportunità. Questo è quello che l'amministrazione sta facendo. Non tutto si riesce a risolvere magari bene come via Martello o come altre cose. Questo è un po' più indaginoso proprio perché ci impegna tanto, troppo al momento, dal punto di vista finanziario intendo, non certamente dal punto di vista dell'impegno. Grazie Sindaco del suo intervento. Altri interventi? Consigliere Tonò, prego. Grazie Presidente. Mi corre l'obbligo, ovviamente, confesso che non ne avevo il dubbio quando sono entrato in questo Consiglio Comunale questa sera, di precisare alcune cose perché o non sono state dette o sono state dette in modo che io non ritengo corretto. Mi spiego. Il Sindaco ha detto questa è la soluzione, a me sarebbe piaciuta un'altra. Peccato non ricordi, o faccia finta di non ricordare, che la ipotesi di uscita, quella gialla, questa su via Virgilio, è stata cassata da sentenza del TAR. Non è che noi, amministrazione passata, abbiamo deciso di cambiare, era stata cassata, per cui era assolutamente improponibile. Al che si è cercata una soluzione ovviamente diversa, e delle tre soluzioni che erano state proposte, come lei si è ben accorto dovendo parlare con ANAS, soprintendenza eccetera, mettere d'accordo su una medesima soluzione 7 enti diversi non è facile. Consiglio Comunale, ANAS ovviamente, soprintendenza, Regione, Provincia, Provveditorato dei Lavori Pubblici, Ministero dell'Ambiente. Questi sono i 7 passaggi che sono stati fatti per arrivare alla soluzione che c'è. Se poi il problema davanti a un'opera da 60 milioni di euro è un cordolo, e allora approfitto per dire che nel progetto che è stato approvato, e di questo sicuramente il Sindaco si è accorto, c'è un percorso riservato all'autobarra in modo che possa andare davanti al sagrato della chiesa di San Giuseppe. Ci sono i disegni per cui è tutto depositati, è tutto alla luce del sole. Oltretutto, oggi, per andare dal parcheggio, quello che è su via Carso, a sud, per andare verso la chiesa, bisogna passare lungo la strada senza alcuna protezione. Il progetto prevede un percorso pedonale, quindi tutelato, che dal parcheggio va verso la chiesa di San Giuseppe. Poi per quanto riguarda l'allagamento, non so se si riferisca al fatto che si sta lavorando e per cui un cantiere può essere soggetto a... perché a memoria di chi ci abita lì, da decenni non c'è mai stato alcun allagamento su via Carso. Se accade adesso pare cosa alquanto singolare, diciamo così. Non abbiamo i soldi, io capisco, so benissimo che quando si amministra il problema del bilancio è uno dei principali quando si affrontano
gli argomenti che prevedono un impegno da parte del Comune, però francamente, Sindaco, che lei mi dica che il Comune, anche se sono ben accetti tutti i contributi, i finanziamenti che arrivano ovviamente da altri enti, abbiamo visto che nel periodo Covid lo Stato ha, diciamo così, largheggiato, mi pare siamo attorno al 1,3 milioni che è arrivato da Roma al nostro Comune. Beh, io non dimentico, anzi credo che sicuramente adesso che si pagherà l'IMU, i cittadini, nessuno si scorderà che la prima operazione che avete fatto è stata quella di aumentare le tasse. Se non ricordo male, ma il vice sindaco sicuramente può consolarmi o correggermi, se così non fosse, mi pare siamo attorno al 1,6 milioni in più all'anno. Se una rotatoria costa 400-500 mila euro, 3-4 all'anno si può anche fare, solo con quelli. Un anno, non tutti gli anni, un anno solo basta. Quindi per cortesia non trovate questo tipo di motivazione. 1000 altri potete trovarne, ma non dite che non ci sono soldi, perché i soldi ci sono. I soldi ci sono. Piuttosto credo sia molto più corretto spiegare esattamente come sono le cose, non lasciare intendere cose che non sono. Mi spiego con un altro esempio. L'altro giorno aprendo il giornale apprendo che le piscine si sta partecipando all'amministrazione, giustamente, come avevamo fatto noi del resto per gli immobili sportivi, sta partecipando a un bando e speriamo che abbia frutto come l'altro, cioè che porti soldi come è stato fatto quando, grazie soprattutto all'intervento dell'allora consigliere e già allora capogruppo Marco Dus, che ci portarono quasi 500.000 euro. C'è scritto, c'è da prendere in considerazione, sono affermazioni del sindaco, non so se sono virgolettate, io le prendo perché sono lette. Oltre al rifacimento delle vetrate per ridurre la dispersione termica, c'è da prendere in considerazione anche la staticità delle piscine che hanno già mezzo secolo di vita. Realizzando delle controventature interne, la struttura migliorerebbe la resistenza in caso di terremoto. Per questo abbiamo voluto ampliare l'intervento. Io non so cosa abbiate ampliato, sicuramente sì, perché essendo aumentata la somma prevista, presumo si sia aumentato. Però esiste un progetto, per cui mi chiedo, Sindaco, se lei parla con i suoi dipendenti. Esiste un progetto, eccolo qui, fatto da 2 dipendenti di allora, 2019, che sono dipendenti anche oggi. Perché fuori tema? No, sto spiegando perché le cose come devono essere fatte. E in questo c'è scritto che che sono previste le controventature. Quindi non è la questione relativa all'antisismica era già prevista. Guardi, lascio la delibera numero 16 del 31 gennaio 2019. È tutto scritto qui. Quindi è inutile presentare le cose solo per far finta di non sapere, o non sapere che è grave, o far finta di non sapere per denigrare il lavoro, ma non dell'amministrazione precedente, dei tecnici e degli uffici che lavoravano, dicendo che si è trovato fuori qualcosa di nuovo, qualcosa che c'era già. Tutto migliorabile. Su questo sono d'accordo. Non ho mai preteso di amministrare un comune o una giunta che facesse le cose perfette. Questo no, sicuramente no, tutto migliorabile. Però si parte dai dati di fatto, no da quello che secondo me è così. Bene, consigliere, ha finito il tempo. Sì, grazie. Consigliere D'Arè, prego. Grazie Presidente.
Ma non capisco cosa c'entri sulla viabilità di Via del Carso le piscine. Avremo modo magari di parlarne, magari a tempo debito, però siccome stiamo parlando, e lei ha detto un'esattezza, che la bretella, ovvero che l'uscita in via Virgilio è stata bocciata dal TAR, le voglio ricordare che prima di lasciare questa da sindaco, l'opera del traforo era già stata appaltata e lavori assegnati con relative diciamo, ricorsi delle seconde e terze ditte che sono stati rigettati. L'unica cosa che avete fatto voi è stata quella di andare al TAR e cambiare l'uscita. Peccato, sì, l'avete cambiata perché avete cambiato voi in questo consiglio comunale, l'avete cambiata voi perché era un'opera già appaltata con inizio lavori già partiti. Avete voluto cambiarla, quindi non venga qua a raccontare le storielle, perché le storielle magari c'è qualcuno che c'era e si ricorda molto bene. Mi ricordo molto bene come avete fatto, siete andati al TAR in tutte le maniere, ricordo che voi siete quelli del no traforo, perché alla fine la giostra è andata così, no? Perché adesso parlate del traforo e siete preoccupati dell'uscita del traforo, peccato che avete vinto le elezioni con il no traforo, non importa, acqua passata non macina più. Però le voglio ricordare che se voi cambiate l'uscita, ovvero siete andati in Via del Carso, non avete fatto le opere complementari per l'innesto da Via del Carso. E questa è una grave forma e una mancanza che voi avete dimenticato di fare. Non potete dare la colpa a chi c'era prima, perché avete cambiato voi l'uscita, tant'è vero che in questo Consiglio Comunale io ho detto in maniera molto chiara, va bene l'uscita in Via del Carso se complementare al progetto esistente e già appaltato. Questo non è avvenuto, avete cambiato tutto, adesso ci ritroviamo con le problematiche di quell'uscita, perché poi nella vecchia, uscendo da Via del Carso, ci si trova nella via che chiaramente non è possibile fare, ci sono problemi di rotatoria e di spazi, probabilmente bisognerà attuare questo, ma se all'ANAS in quel momento, ricordo che l'opera costava 67 milioni di euro, se cambiate l'uscita almeno dovevate trovare la soluzione delle opere complementari di innesto, perché è vero che poi è partito il secondo stralcio, ovvero il secondo traforo, ovvero quello che dovrebbe arrivare dopo l'ospedale, però abbiamo fatto solo un progetto di fattibilità, non abbiamo il progetto esecutivo, non è sicuramente nel triennale dell'ANAS, quindi stiamo parlando di una decina d'anni minimo se tutto va bene. Allora, per cortesia, avete cambiato l'uscita, ci sono dei problemi, cercheremo di risolverli, ma non date la colpa di sé e di ma su cose del TAR, perché il TAR, se anche aveva fatto una cosa su un'opera appaltata, si poteva fare ricorso, non è stato fatto, la vostra amministrazione non lo ha fatto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Antoni, prego. Sì, noi abbiamo chiesto la convocazione. Non so se si sente. Noi abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale e abbiamo predisposto la mozione che il consigliere Dus vi ha presentato per conoscere l'esatta e documentata situazione sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del traforo, in particolare per lo svincolo di Vittorio Veneto Centro. Ricordo che nel vostro programma di mandato questo era previsto come un problema da risolvere con urgenza e su questo credo che siamo tutti d'accordo, ma fino ad oggi non se ne è mai discusso in Consiglio. Abbiamo visto invece una serie infinita di articoli sui giornali. Io mi sono preso la briga di contarli, perché li metto via i file nel computer, ne ho contati 75 articoli che riportano dichiarazioni degli amministratori dal giugno 2019 a venerdì scorso. Comunicazioni e dichiarazioni che sono spesso tra di loro in contraddizione, ma soprattutto non sono documentate da atti ufficiali. Abbiamo chiesto l'accesso agli atti per vedere qual era stata la documentazione intercorsa, la corrispondenza intercorsa tra ANAS e Comune. Onestamente, se queste sono tutte le carte che ci sono, di ufficiale non c'è niente. Ci sono quattro lettere
parlano di un incontro, 2 incontri, ma non c'è niente di ufficiale. Nella pubblica amministrazione, da come ero abituato a lavorare io, comunque c'erano sempre degli atti ufficiali che tenevano conto di questa cosa. Non è che si possa con una telefonata interloquire con l'ANAS e poi lasciare che le cose cadano lì. Comunque, la grande preoccupazione che io personalmente ho, e credo che anche tutti i cittadini di Vittorio abbiano, è che quando saranno finiti i lavori della rotonda su via Carso e sarà aperta la circolazione del traffico su quella strada, in particolare sull'incrocio con via Vittorio Emanuele II, ci saranno dei grossi problemi da gestire. Io non voglio entrare, per fortuna non essendoci stato, non voglio entrare nel merito delle scelte che sono state fatte, ma come ha detto anche lei Sindaco in uno degli ultimi consigli comunali, tutte le amministrazioni devono affrontare dei problemi annosi che sono nati nel passato e a un certo momento i nodi vengono al pettine e bisogna cercare di risolverli. Oggi credo che il Consiglio Comunale sia chiamato a fare questo, ad affrontare questo problema. A me dispiace che si sia sempre parlato sui giornali e che non si sia mai trovato il tempo di portarlo a questo Consiglio per chiarire quali sono le posizioni e anche eventualmente per suggerire delle soluzioni. Comunque, io credo che le diverse amministrazioni che si sono succedute, i diversi sindaci e le diverse amministrazioni, abbiano sempre cercato di trovare la soluzione migliore. Non credo che a questo punto si debba ritornare a discutere se fosse stato meglio o se fosse stato possibile utilizzare l'autostrada tra i 2 caselli con pedaggio gratuito, oppure se l'uscita alla fine realizzata sia la migliore possibile, se sarebbe stato una cosa migliore quella di uscire su via Virgilio, come diceva prima il consigliere Del Re, passando comunque con una galleria, se ho capito bene, sotto gli edifici scolastici e poi sopra con un ponte sul Meschio, un'opera faraonica, ecco. Oppure scegliere una proposta diversa rispetto alle 3 proposte che sono state presentate dall'ANAS negli scorsi anni con l'uscita in via Carso. Io dico che oggi l'uscita in costruzione è quella su via Carso, non possiamo farci niente. Questa è in corrispondenza del parcheggio. Io direi di non discuterne più e di affrontare in modo concreto e responsabile le diverse problematiche che ancora sono aperte. Come mi sembra che il Sindaco in apertura abbia detto, di interlocuzioni anche di questi giorni con l'ANAS. Io credo che si debba prima di tutto risolvere, e mi sembra che anche dalle poche note che ci sono da parte dell'ANAS nella documentazione che abbiamo avuto, che il problema dell'ampliamento del parcheggio a sud sia stato risolto. Nel passato Consiglio Comunale abbiamo messo le risorse per acquistare il terreno che c'è. Questa, per dire la verità, io che ho fatto un accesso agli atti ancora nel 2019 per vedere tutto quello che c'era su questo tema, c'era già scritto l'accordo dell'ANAS a sostituire a sue spese il parcheggio che oggi portiamo via con la rotonda. C'era scritto nel 2017, signor Sindaco, c'era scritto che l'ANAS si impegnava a fare questo. Ok, va bene, l'ANAS non può intervenire sul terreno degli altri, giustamente lo compriamo, la cifra di spesa non mi sembra che sia così elevata. Comunque l'altro aspetto che dobbiamo cercare di vedere è di verificare esattamente se il progetto tiene conto di tutte le particolari esigenze che ci sono, che sono, penso, state sollevate dall'ufficio. Anche qui una cosa strana, l'ANAS comunica che sta riprendendo i lavori in settembre, no? per la realizzazione della rotonda, e l'ufficio non ha neanche il progetto, né la perizia del 2019, né la perizia fatta nel 2020 di modifica. Ok, ma l'ingegnere responsabile dell'ufficio del Comune ha scritto il giorno dopo che l'ANAS ha comunicato che avrebbe iniziato i lavori, ha scritto: ma su che progetto fate questi lavori? E l'ANAS il giorno dopo ha portato il progetto. Bene, dico, ma forse in questo periodo di interlocuzione continuativa con l'ANAS forse poteva anche venire fuori che c'era questo progetto, e forse le osservazioni che sono state fatte forse potevano essere fatte anche prima. Comunque, io credo che le altre cose che dobbiamo vedere sono sicuramente quelle relative a come risolvere la fluidità del traffico nell'area prossima all'intersezione tra via Carso e via Vittorio Emanuele, e non voglio essere un tecnico su questa cosa, non ho la presunzione di proporre la soluzione migliore, ma credo, che l'avete detto tutti, che sia da fare questa benedetta rotonda in cima a via Vittorio Emanuele. Lei ha detto che l'ANAS si era dichiarata disponibile a fare addirittura 3 rotonde, l'ha detto.
E il problema è che deve intervenire sul terreno, ma è così difficile riuscire a comprare il terreno dove c'è quella casa diroccata? Parlando una volta con lei su questo tema, 100-200 mila euro, io credo che non siano i 600 mila euro per fare l'opera, basteranno questi 200 mila euro, anche perché l'ANAS, per la verità, ha risparmiato molto nel passare dal vecchio progetto a quello nuovo. E allora è possibile che non riusciamo a comprare, costa 150, costa 200 mila euro, compriamo questo terreno, diamolo in mano all'ANAS che faccia la rotonda che ritiene di fare in relazione a quelle che sono le norme per questo tipo di viabilità. Io non credo che possiamo intervenire a misurare il diametro della rotonda, credo che ci siano dei regolamenti, delle regole che devono essere applicate anche dall'ANAS per una strada di quel tipo. Quindi il mio problema la mia proposta è: dimentichiamo tutto quello che c'è stato, abbiamo questo problema da affrontare, decidiamo di risolverlo con la massima urgenza. Grazie consigliere De Antoni. Altri interventi? Non vedo prenotazioni. Beh, se non ci sono prenotazioni, allora passiamo con la dichiarazione di voto. Dove risponde? Non avevo visto. Prego, sindaco. No, invito il consigliere Tonon a risentirsi le registrazioni, perché io anzi ho detto il contrario di quanto si era prefisso di dichiarare, di lasciar perdere le decisioni prese, ciascuna delle quali ha di pro e di contro, quella di via Virgilio e via del Casso, e teniamo per buono l'uscita che ormai è stata fatta. Lei ha affermato il contrario, che io invece dicevo che era meglio l'una piuttosto che l'altra. Consigliere, se va in cerca di fare discussioni e polemiche, vedo che ci riesce molto bene, ma era esattamente il contrario di quanto ho affermato. Relativamente al denaro, che adesso grazie al governo ce n'è un sacco, quel governo è arrivato per coprire minori introiti e maggiori spese dovute al Covid, non per fare rotatorie o altro. Anzi, se dovevo ascoltare lei, a quest'ora li avremmo già spesi questa primavera a dar 1.000 euro a testa invece che 500 e non risparmiarle per un possibile peggioramento della situazione. Sono soldi che non sono come i carri armati di Mussolini, sono soldi che sono quelli, finiti i quali non è mica che si possono fare 100.000 cose ogni volta in base ai fabbisogni che lei intravede, vanno amministrati anche quelli. Relativamente ai disegni e alle opere di mitigazione, è chiaro, fin dal primo giorno le ripeto che ci stiamo correndo dietro e non soltanto a questa uscita qua, anche a altre problematiche rimaste sul tappeto, e cerchiamo di portarle a casa. Questa qua ancora non è riuscita perché De Antoni, guardi, non è forse il problema quello di acquisire un po' di terreno necessario, è che ANAS non ha la disponibilità di spendere i soldi direttamente su sedimi non suoi. Stiamo percorrendo la via maestra, che è quella di interloquire con la nostra regione, attraverso questa il Ministero, attraverso questo ANAS. E questa è l'unica via possibile perché ANAS possa esporsi spendendo economie sue su terreni nostri. Non è che si porti ANAS al bar a bere un qualcosa e a fargli decidere, ma sì dai, come si diceva, te la faccio io la rotatoria. Non è così, purtroppo non è così. Quindi le assicuro che è dal primo giorno che ci stiamo impegnando anche su questo fronte e speriamo di portare a casa qualcosa con l'aiuto di tutti quanti, perché se cominciamo a far baruffa fra di noi dove non serve e serve soltanto a minimizzare il danno che ci ritroviamo sul groppone, l'ennesimo danno che ci ritroviamo sul groppone, allora di strada ne facciamo meno e con più fatica. Il passaggio dell'autobara, io non sono un tecnico, non riesco proprio a vederlo. Bene, grazie sindaco. Assessore, prego. Grazie Presidente.
e buonasera a tutti. Volevo fare, se mi permettete, un po' il punto non del dire ma di quel che sono gli atti. Noi ci troviamo di fronte a una conferenza di servizi che ha data 18/6/2018, dove interviene il sindaco caldeggiando la soluzione di Via del Carso, perché recita: prende poi la parola il sindaco di Vittorio Veneto, confermando che la soluzione di progetto presentata da ANAS, la soluzione di progetto presentata da ANAS è quella che poi è passata in Consiglio Comunale di questo bel A3 che ha presentato il consigliere Dus, dove è stata bocciata, per capirci, la gialla, è stata bocciata la verde ed è stata fatta la rossa. Bocciata la gialla non perché c'è una sentenza del TAR, ma perché c'è stata una volontà politica di non farla. Poi arriviamo anche al punto. E quindi, siccome a mia memoria il sindaco ha ricevuto da questo consiglio, dal consiglio in allora, di avere carta bianca per andare avanti con le trattative, perché poi qui è passato un secondo, hanno deciso, io le seguivo solo per TV, mi perdoni il sindaco in allora se non sono preciso, però gli hanno dato mandato a fare ed eseguire. E così ha fatto, e ha fatto quel che ha fatto. Però alla conferenza di servizi 18/6/2018 prende la parola Baialiana e condivide con l'amministrazione comunale, la quale si è espressa ripetutamente e positivamente in tal senso nel caso degli ultimi 6 anni, che peraltro il parere del Consiglio Comunale di Variante per rendere il progetto conforme agli strumenti urbanistici di Vittorio Veneto è ottenibile a seguito delle conclusioni positive di questa conferenza. Quindi se la conferenza dava esito positivo si partiva con l'iter di Variante. In particolare, prosegue il sindaco Tonon, le soluzioni individuate è migliorativa rispetto a quella prevista dal progetto del primo stralcio della Variante Vittorio Veneto, in quanto si allontana dalla zona residenziale Vittorio Veneto, limitando gli impatti del territorio dell'esistente delle aree espropriate. Rileva che le motivazioni per cui il precedente parere della Commissione Via della provincia disponeva il prolungamento del collegamento su via Virgilio anziché su via del Carso sono venute meno, in quanto è cambiato il progetto ed è cambiata la situazione del contesto. A titolo esemplificativo, il cementificio, informa il sindaco, per il quale si era ritenuto necessario un raccordo diretto, non è più in esercizio. Quindi c'è stata, e politicamente si poteva fare, un'azione per smontare il parere del TAR, che recita cose diverse. Il TAR è stato nella verifica di assugibilità al via, è stato indicato 6 o 7 volte il parere al TAR, che recita in questo modo: il TAR ha annullato il vincolo predisposto all'esproprio sulle aree interessate da tale tracciato. Siamo tutti d'accordo che l'ha bocciato, ma se poi uno continua a leggere e dice: per la reiterazione ulteriore del vincolo, dell'esproprio della soluzione originale, c'è la necessità di fare A, B e C. Puntualmente A, B e C è stato smontato perché c'era volontà di smontare A, B e C. E quindi che uno dica il TAR ha bocciato questa cosa, sì, è una mezza verità, perché leggendo poi il dopo non è assolutamente vero. Quindi o si persegue la volontà di dire no, quel progetto è già stato finanziato, sono già stati fatti gli espropri, sono stanziati i soldi, cambiare da un'altra parte necessita Variante, nuovi espropri, tempi allungati per addivenire all'opera, quindi sostenere quel progetto. È stato meglio dire noi da anni non ci crediamo, lo mettiamo via. Scelta fatta, però imputare al TAR quella soluzione assolutamente no. E poi dire e portare via, ma sapete che l'Italcementi è chiuso? Ma sarà chiuso da 15 anni, 20 anni, quindi cosa portiamo a quel tavolo? Cose che i progettisti non sapevano. Nel progetto originale della Bretellina che andava all'Italcementi si sapeva che era chiuso ed era voluta quella Bretellina perché, fatta un'analisi di volumi che potevano essere edificati ed edificandi in quell'area, era necessario prevedere qualcosa per snellire un domani quell'intervento. Quindi, come vedete, le cose sono belle e bellissime a seconda come si vedono. Quindi partiamo di documenti, conferenze e servizi, quel che dice il sindaco.
Andiamo poi a vedere cosa dice il VIA, cose fantastiche. E al VIA sono dei procedimenti dove tutti quanti gli interessati ai progetti intervengono e chiaramente fanno le loro osservazioni. Quindi se si va a vedere, sono interessantissimi, magari se non li avete vi faccio copia perché è una mezz'oretta di lettura che veramente è significativa. C'è il Matteo Seracino che dice tutte le sue cose, poi la stessa identica osservazione viene fatta dall'assessore in allora, identica anche con la virgola, ma in buona sostanza dice poi, perdonate che vado a quel che dice il sindaco, quindi vanno a motivare che la nuova va bene perché a 110 metri in meno, ha meno occupazione, ma quello che mi è piaciuto tanto è che l'inquinamento, essendo più vicino alla montagna, siccome c'è l'aria, lo porta via prima. È significativo come problema per rifare una nuova viabilità, una nuova progettazione e altro. E le osservazioni del Comune di Vittorio Veneto, per tutte le considerazioni espresse la redazione allegata e condivisa, è stata individuata la soluzione con uscita in via del Carso a nord del cimitero come soluzione idonea a soddisfare congiuntamente diverse esigenze in alternativa alle soluzioni approvate. Come evidenziato nella disamina delle diverse ipotesi, le soluzioni di innesto della rotatoria su via del Carso era la costruzione di galleria e limitava tutte le interferenze sia con la viabilità esistente sia con il contesto paesaggistico del Rio Rindola che del fiume Meschio, riducendo ulteriormente l'impatto complessivo del contesto naturale rispetto al progetto iniziale, il consumo del suolo via del Carso e del cimitero. La soluzione del progetto ha anche previsto la viabilità di accesso sull'area cimiteriale con lo spostamento a sud dei parcheggi di pertinenza e ha studiato una soluzione per valorizzare l'area del sagrato attualmente di fatto inesistente della chiesa del San Giuseppe ammessa al cimitero. Viene definito uno spazio rettangolare che contiene anche l'antico muro di delimitazione del sacrato della viabilità. La pavimentazione di questo ambito sarà omogenea e consona uno spazio dissacrato e anche su livelli diversi, quello che diceva poi il sindaco, e consentirà di creare un cono ottico ben definito per chi proviene da nord, costituendo dalla chiesa il suo spazio di pertinenza anche con la percezione di chi provenisse da sud. Sarà quella di uno spazio a coronamento della chiesa con un'ampia area pedonale. Quindi non c'era nessunissima, secondo me, necessità di cambiare progetto, andava sostenuto se serviva. E non c'era nessun altro momento, quindi siamo in via, di fare le osservazioni che andavano poi a riferirsi all'intersezione via del Carso via. Ma sapete alla conferenza dei servizi come hanno risolto quell'incrocio? Una cosa stupenda. Una cosa stupenda, lasciatemela trovare che merita. In buona sostanza, in ultima, hanno detto che cambiando le precedenze in quell'incrocio si risolveva il problema. D'Antoni, lei è contentissimo di questa soluzione, vero? Cioè, le rotonde che sono nate dopo, quando abbiamo visto questo progetto, e l'ANAS dice, e ci ha detto da subito, che loro il progetto come è stato approvato in conferenza dei servizi e il via, quel progetto di lì non si muove, hanno un importo, devono fare dei lavori, tutto quello che dice il sindaco, varie rotonde, sono opere complementari che dovranno necessariamente essere finanziate con atto e progetto a parte. Il che vuol dire cosa? Che perché è partita poi in ritardo quella rotonda? Non perché c'erano ostacoli alle cose, perché c'era da definire con l'impresa ed ANAS il quantum, l'hanno definito a luglio, a mia memoria, e a luglio hanno assegnato i lavori. Fine luglio vuol dire settembre, quindi non è che tutti quanti abbiano dormito. Ancora prima il progetto non circolava perché doveva ancora trovare
Lì, intanto si doveva capire se era quella l'impresa, se trovavano la quadra per cui quell'impresa facesse il lavoro, Assessore. che se volesse gli serve altro. Assessore. E quindi Concluda. l'incrocio era già risolto, bastava cambiare la segnaletica. Quindi perché non ci hanno pensato? Ci hanno pensato sì, e anche tanto. E invece poi arriviamo alla delibera di giunta, Sì, questa ma, è fantastica. Assessore, Un secondo solo perché merita, perdoni, sì. il traforo costa 60 milioni di euro, gli chiedo 6 minuti. La delibera di giunta del 23 del 5 2019, fatta 3 giorni prima delle elezioni, ci voleva anche quella per l'amor di Dio, ma la conferenza di servizi era il 13 e il 3, c'erano un paio di mesi per fare questa verifica, giusto? Recita esattamente le perplessità che il tavolo del via aveva fatto la provincia. Quindi hanno fatto un ravvedimento di 2 mesi molto probabilmente, perché tutto quello che rappresentava in questi documenti la provincia li hanno poi presi qua, perché la provincia gli diceva al via: attenzione signori che la strada è sbagliata, perché se andate in quella direzione che noi diciamo che non va bene, vi troverete poi il problema di via del Carso, via Dalmazia, via Coso, sarà necessario, rotondo. Non preoccupatevi, cambiamo i segnali, modifichiamo le precedenze, risolviamo tutto. Bene. Antonio, le carte sono queste. Grazie. Scusate, io non riesco a gestire gli assessori, ma prima o dopo lo farò perché farò mettere un sistema nuovo, quindi ecco. E scusate se rischio di essere antipatico. La prima cosa che volevo dirvi è di cortesemente indossare mascherine quando fate gli interventi, perché mi hanno... Qualche consigliere me l'ha ricordato ed è corretto, perché se facciamo il Consiglio Comunale questa sera è anche garantendo che utilizziamo tutte le norme di sicurezza previste. La seconda cosa, anche qua rischio di essere... vorrei ricordare a tutti, consiglieri, assessori, sindaco, che l'articolo 51 dello svolgimento della discussione prevede solo 2 interventi per tutti. Quindi un intervento da 7 minuti e un intervento da 5 minuti. Quindi suggerisco agli assessori e al sindaco di dosare e parlare magari per ultimi, perché se raccolgono le magari richieste, osservazioni da parte di tutti, andando verso la fine riescono, altrimenti il regolamento dice che gli interventi sono 2, uno di 7 e uno di 5 e non posso più dare la parola. Grazie. Consigliere Vagliana, prego. Allora, io brevemente volevo solo fare una constatazione, cioè il dibattito di questa sera fa emergere che, come al solito, quando ci sono opere così importanti da realizzare, da fare, sembra che ANAS si fermi da una parte e poi tutto il resto è di competenza comunale, cioè voglio dire, manca la sinergia, no? Spesso succede nei nostri territori, in generale in Veneto, ma in tutta Italia, che non riusciamo mai a completare l'interezza dell'opera, cioè anche le opere di mitigazione, le opere complementari che dovevano essere, secondo me, previste già in fase di realizzazione del traforo, perché sembra di cucire un abito e naturalmente tante toppe messe così una dietro l'altra non fa realizzare poi la funzionalità dell'intera opera. Questa era solo una constatazione che mi viene da dire che purtroppo siamo abituati, sarà, non lo so perché, ma dappertutto a lavorare con questi sistemi, insomma non vedere l'opera nella sua interezza e quello che poi sono le ripercussioni a livello sul territorio. E questo, no, ma non sto dando colpa a nessuno, attenzione, sto facendo una constatazione a 360 gradi e questo mi ricollego ad esempio al discorso della rotatoria della Coop. Voglio dire che con lungimiranza naturalmente forse là serviva una rotatoria, però immaginiamo adesso creare un'ulteriore rotatoria alla Coop, che potrebbe essere anche giusto da un punto di vista che c'è. Quindi rotatoria su rotatoria, quindi avremo 2 belle rotatorie in via del Cansiglio. Quindi questa è mancanza di visione, di lungimiranza rispetto all'urbanizzazione del territorio. E ultima cosa, sindaco, se mi può confermare, ho letto sui giornali che è stato dato l'incarico
alla società Directa avevo visto un articolo di stampa sbagliato, allora lei mi conferma che era sbagliato, quindi non c'è un incarico per lo studio dei flussi di traffico anche su Via del Carso e tutto. Aspetti, mi rispondi. Quindi allora, ecco, io volevo chiedere appunto se naturalmente penso che anche prima di prendere delle decisioni potrebbe essere interessante vedere l'accesso a questo traforo e il flusso di traffico che ci sarà, perché poi è da vedere come i cittadini recepiranno il discorso dell'utilizzo del traforo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Il secondo giro però. Sì, prego. Sì. Allora, assessore Antiga, le do un 6 meno perché si vede che ha studiato, però non ha saputo riassumere bene tutto quello che è stato detto in quel verbale del via che ha letto a spizzichi e bocconi, perché ha messo dentro alcune questioni legate, osservazioni fatte dai cittadini, osservazioni fatte del gruppo di lavoro, e quindi c'è stata un po' di confusione. Detto questo, molto semplicemente, siccome abbiamo detto che il traforo è lì, adesso abbiamo aperto anche la rotonda, hanno aperto la rotonda a nord, che doveva causare grossi problemi, invece mi pare che tutto sommato va bene, no, assessore Fasan? No, non va bene anche quello. Consigliere Dus, continui il suo ragionamento, non faccia botta e risposta. Ha ragione. Che non sa, silenzio per favore, prego. Tutta la questione era appunto per porre all'attenzione del Consiglio Comunale l'uscita tra Via del Carso e Via Vergilio. E quando l'ex sindaco Tonon, prima di chiudere la porta il 23 maggio, fece quella delibera di giunta, che ho letto prima all'interno della mia proposta di delibera, lo fece per fare in modo che i lavori potessero andare avanti. Cioè, dette mandato all'allora dirigente di trovare tutte le soluzioni possibili, bla bla bla, come ho già detto prima. Era il 23 maggio 2019. Era il 23 maggio 2019. Cioè, è tardi. Vabbè, e cosa avete fatto dal 23 maggio ad oggi? Siamo ancora qua a discuterne, se no... Ha finito? Allora, silenzio in aula, per favore. Consigliere Tonon, prego. Grazie. Allora, qualche precisazione. Variante statale 51 La Sega via Virgilio. Cercheremo di salvare la variante alla statale 51 di Alemagna, come da progetto originario già appaltato e finanziato, ma ridiscusso e variato dalla precedente amministrazione. Questo è programma di mandato. Questo è programma di mandato nostro. No traforo. Bon. Quindi noi eravamo d'accordo di concludere l'opera. No, perché lei ha detto che invece io non volevo concludere l'opera. Assolutamente smentito da quello che ho appena letto, perché insomma, questione di correttezza. Per quanto riguarda le opere complementari, ricordiamo una cosa, se non ricordo male era febbraio-marzo 2019 che è arrivato il parere del Ministero dell'Ambiente. A seguito di quello, fra l'altro, assessore, bocciato in tutto il parere della provincia del Ministero dell'Ambiente, vada a leggerselo, visto che ha passione di sottolineare e evidenziare, vada a leggerselo. Il parere della provincia è stato cassato in toto dal Ministero dell'Ambiente. Lei sa che sicuramente sa che c'è una gerarchia anche all'interno degli enti statali. Provincia, Ministero, ben capito tutto. Ah no, non ho capito, peccato. Lei sa bene invece, consigliere, che le opere complementari vanno fatte a valle dell'approvazione del Ministero dell'Ambiente. Ah no, si informi bene. Dopodiché,
Dopodiché concordo con lei invece per quanto riguarda il secondo stralcio. Ricordo che il secondo stralcio, che era stato del tutto cassato e quindi eliminato, mi pare fosse il secondo mandato Scottà, conferenza di servizio, il sindaco Scottà, senza passare in consiglio comunale, ma è stata una decisione presa allora, fece un... Sì, chiaro, a causa di, o per merito di, non lo so, comunque con quella motivazione è stato cassato il secondo stralcio, è stato proposto quella su via Virgilio, ipotesi che qui non è mai passata, qui intendo in consiglio comunale, mai passata, mai. Se lei assessore Antiglia, che è così bravo, mi trova quando il consiglio comunale, lei era presidente del consiglio, ha approvato quell'ipotesi, l'ipotesi di finire in via Virgilio. In questo consiglio comunale, prima della conferenza di servizi, complimenti, se la trova è proprio bravo. La sfido, no, non è mai passata qui, mai. Tant'è vero che ogni volta che l'ho detto non sono mai stato smentito, perché ahimè la storia è storia. I documenti parlano chiaro. Il secondo stralcio, dicevo, collega Darè, è stato merito dell'allora ministro Del Rio, del presidente della regione Zaia e dell'ANAS, che insieme hanno sottoscritto l'accordo per cui è stato finanziato il secondo stralcio. E il ministro Del Rio ha finanziato anche il progetto preliminare del secondo stralcio, ovviamente con percorso diverso rispetto a quello che la sovrintendenza aveva precedentemente bocciato. Poi, altra inesattezza, ha detto l'assessore Antiglia, lei ha detto che l'ipotesi gialla è stata bocciata da questo Consiglio Comunale. No, in Consiglio Comunale sono state portate 3 ipotesi, di cui una era quella intermedia che qui non è esplicitata, quella attuale, quella che arrivava vicino agli ex magazzini comunali a metà di via del Carso e quella su via Vittorio Emanuele II. Quindi non dica cose che non sa, o peggio dica cose non vere. Non è passata quell'ipotesi di quella gialla in Consiglio Comunale, punto. Bastava andare avanti, oddio. Lei sa che quanti soldi ha pagato questo comune a causa del reitero del vincolo dei terreni, proprio relativi al traforo? Lei sa che a causa del reitero che, ahimè, i giudici hanno ritenuto non corretta, fatta, adesso non ricordo se era il 12-13, va bene, comunque insomma nell'amministrazione precedente alla mia abbiamo pagato, vada a guardarselo, 200 rotti, 2,18 se non ricordo male, a causa del reitero dei vincoli che lei ha detto, non era problemi, basta rifarlo. Ma come? Siamo stati condannati a pagare e avremmo dovuto rifarlo un'altra volta ancora? Follia pura. Sindaco, io sono d'accordo, sono avvezzo alla polemica perché sono stato tirato spesso dentro alle polemiche anche quando non serviva. Io ho fatto quell'appunto perché lei ha detto purtroppo c'è quella ipotesi. Lei ha detto sì, l'ha ripetuto anche nel suo secondo intervento. Purtroppo c'è questa soluzione che è stata fatta e su questa dobbiamo lavorare. Ahimè, anche io posso dire purtroppo ho trovato tante cose, non l'ho mai detto, ci siamo trovati delle situazioni e da lì siamo andati avanti. Quello che ha detto un sacco di volte il collega De Antoni, cioè andare ogni volta a rivangare ma che alta alvea dita, alvea fate, non si va da nessuna parte francamente. Però credo che mettere in ordine i fatti e non le chiacchiere sia un dovere, non dico etico ma almeno civico. Non dire... come ha fatto per esempio l'assessore Antiglia, ha mescolato parere del Ministero, parere della provincia, parere di privati cittadini e poi dicendo basta cambiare i segnali. Che lo dica lei, che è, mi pare, il deus ex machina della fantasiosa ipotesi di via Oberdan, basta cambiare i cartei, insomma, poteva trattenersi. Ha ragione Presidente, ho finito, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Darè. Sì, grazie. Vado sempre per ordine. Allora, il tracciato giallo era già appaltato. Non è vero che non era appaltato. Era appaltato. L'inizio lavori prevedeva quella l'uscita. Punto. Allora, vogliamo anche dire le cose come...
per bloccare questo progetto, per bloccare il traforo, premesso che ci avevano provati già i seravallesi o comunque i vittoriesi anche ai tempi di Benito, e hanno fatto fuori anche Benito perché non si voleva fare il traforo, ma il traforo finalmente è stato fatto. Defunto Benito, ma il traforo ben fatto. Fatica tanta, ma alla fine ci siamo riusciti. Vogliamo anche ricordare che ci si sono inventati la lampreda padana per fermare il progetto che andava in via Virgilio. Le bisatee che si mangia sempre fritte. Ve se inventare anche quello. Ma per cortesia, è un'opera che serve non al sottoscritto, non al non al sindaco attuale o ai sindaci precedenti. È un'opera che serve per tirare via la statale 51 da una piazza straordinaria come quella di Serravalle. Per metterci il turismo, per metterci tutte le attività, è un centro, diciamo, può diventare un centro commerciale a cielo aperto grazie alle bellezze di chi ha fatto quelle opere negli anni, nelle centinaia di anni. Allora, capisco che non lo dite, ma qua avete pagato pegno all'allora lista civica di Mognol. Qua è la verità, avete cambiato l'opera per quello. Acqua passata non macina più, andiamo avanti, adesso bisognerà fare una rotatoria in fondo a Via del Carso, andiamo avanti, però non, tornare indietro, io guardo sempre avanti, sono sempre positivo, anche quando le cose vanno male, guai se fossi stato negativo. Però far finta di non capire che è stato cambiato tutto perché c'era una discussione in corso che ha attanagliato la città per mesi, per anni, alla fine siamo usciti. Adesso a me interessa che il traforo sia aperto, che ci sia una viabilità che possa scorrere. Mi dispiace che avete fatto la rotatoria da Milanese anziché farla alla Coop, e ve l'avevo detto anche in Consiglio Comunale, perché forse era più utile, perché la via dei Nadai è sicuramente diventerà la via più importante, una delle vie più importanti della città, e là bisognerà fare una rotatoria subito dopo. Cioè, forse se si faceva un'entrata in quel centro commerciale con una corsia preferenziale magari si poteva fare. È andata così, acqua passata non macina più, chiudiamo sta partita del traforo, cerchiamo di trovare delle soluzioni, cerchiamo soprattutto, visto che voi siete a Roma e al governo, tirare fuori i schei. Grazie. Grazie consigliere Dre. Consigliere De Antoni. Sì, io credo che non sia stato recepito l'intento che avevamo e che avevo nel presentare questa mozione. L'idea è quella di abbandonare le polemiche, perché sarebbe ora di abbandonare le polemiche, perché ci stiamo assumendo la responsabilità di aprire la strada del traforo e di trovarci con un ingorgo alla fine di via Vittorio Emanuele, via Carso, che sarà criticato da tutti. Quindi io non credo che ci si possa o ci si debba fermare dietro al problema di trovare 150.000 o 200.000 euro per acquistare il terreno. E una volta che il terreno è acquistato, e se ne parlava da tanti mesi di questa cosa, una volta acquistato il terreno lo si mette a disposizione dell'ANAS, come intendete fare con il parcheggio del cimitero. Se l'ANAS non ha attualmente le risorse, come ha detto il consigliere Darè, tutti assieme andrete, perché io non conto niente, andrete a Roma a chiedere questi soldi, sono 500.000 euro che nel nostro bilancio li abbiamo anche utilizzati per fare anche altre cose. Io non torno sulla polemica del sottopasso nella zona industriale, in cui dobbiamo mettere comunque 500-600 mila euro dei nostri, non torno su quello, però dico che piuttosto che fare il sottopasso nella zona industriale io darei la priorità a fare la rotonda che c'è tra via Carso e via Vittorio Emanuele. Questa è un'opera essenziale. Se non abbandoniamo le polemiche e non troviamo un modo comune di risolvere il problema, tutta la popolazione avrà modo di additarci come irresponsabili. Scusatemi lo sfogo. Grazie consigliere. Non vedo altri interventi. Assessore Antiga aveva... Sì, Prego. Grazie Presidente, proprio 2 minuti per capire in che termini la povera provincia è stata cassata. Nel senso che
No, sono notizie utili anche per lei, perché se conosceva Mari tutta la storia evitava di mettere una firma, magari il consigliere ne metteva 2, chi lo sa, ma l'importante è che anche lei sia a conoscenza di un tanto. La provincia scrive, se l'ha letto allora, perdoni, doveva dire anche lei queste cose. La provincia scrive: si ritiene che il progetto di modifica possa comportare significativi aggravi per l'area interessata dall'intervento, oltre a non assolvere più alla funzione di ricollegare il tratto in fase di realizzazione, denominato variante di Vittorio Veneto, fino all'attuale sedime della 51. Infatti gli elaborati presenti si evince che la modifica progettuale proposta confluisce nella strada locale denominata Via del Carso e non viene né progettata e neppure descritta la modalità ed il percorso che i mezzi dovrebbero effettuare per raggiungere nuovamente la statale 51. Risposte, visto che è stata cassata. A sud-est, verso l'ospedale, in una zona maggiormente libera rispetto alla protezione... Dai. Pensavo che quando si beve e quando si parla si può tenere giù, perdonate. I suoi colleghi mi riportano all'ordine. Recuperiamo subito. Sud-est verso l'ospedale, una zona maggiormente libera rispetto al potenziale dispersione, con una possibilità di una diluizione degli inquinanti che invece in via Vergiulio potrebbero sentire un ulteriore aumento di concentrazione per gli effetti del ristagno dovuti all'effetto di canalizzazione delle effluenze di altri file dei caseggiati, file di caseggiati. Queste sono le controdeduzioni. Poi la provincia va avanti e dice: si osserva che la stessa via del Carso, poche centinaia di metri più a sud a valle dell'intervento, si attesta attestandosi su una curva con scarsa visibilità. Si rappresenta con preoccupazione il fatto che l'attuale via del Carso ha caratteristiche geometriche di strada secondaria urbana, di quartiere, scarsamente dotata di standard e priva di fasce di pertinenza, con presenza nell'area di consegna della variante progetto di plessi scolastici di vario e di mezzo. Quindi rappresentava l'incrocio problematico. È stato cassato anche questo, perché la risposta che tale effetto potrebbe essere ridotto intervenendo con la modifica all'organizzazione segnaletica dell'intersezione al fine di limitare la fermata dei veicoli. Ha capito che il problema c'era e l'hanno risolto. Ed è stato cassato quanto diceva la provincia. Queste sono le cose. Grazie. Grazie Assessore. Non vedo interventi. Consigliere Bagliana, il suo secondo intervento. Prego. No, per rispondere al consigliere Darè, le nostre liste civiche Partecipare e Rinascita sono sempre state molto perplesse alla realizzazione del traforo, questo è vero, e chiedevano in primis la sperimentazione della liberalizzazione dell'autostrada rispetto alla realizzazione del traforo, tanto è vero che adesso l'ha chiesta anche Zaia in parte la liberalizzazione dell'autostrada. Però detto questo, e qui confermo questa cosa, mi sembra di ricordare che il consigliere Saracino Matteo qui in aula e votò contro l'uscita di Via del Carso, e anche il consigliere Alessandro De Bastiani votò astenuto, perché considerava, adesso vado un po' a memoria, consideravano l'uscita molto compromettente per quanto riguarda il discorso del traffico. Quindi volevo solo precisare queste cose qua. Grazie. Grazie. Allora, non vedo altre prenotazioni, quindi direi di passare alla dichiarazione di voto. Prego, dichiarazione di voto. Consigliere De Antoni per la dichiarazione di voto, prego. Rivolgo al Sindaco, non possiamo... Scusi, prego. Non possiamo modificare il testo di questa mozione in qualche modo per farci forza
come Consiglio Comunale all'unanimità di chiedere all'ANAS la realizzazione di questa rotonda? Cioè, diciamo che il Comune si impegna ad acquisire l'area e l'ANAS si deve impegnare a realizzare la rotonda. Possiamo pensare di fare una cosa del genere? Cioè, mi sembra che sia il minimo che possiamo fare. Come possiamo non essere d'accordo su questa quindi cosa? vota? No, io voto favorevole alla mozione, ma chiedevo la disponibilità, mi permetta, chiedo la disponibilità di modificare il testo del dispositivo con questo invito del Consiglio Comunale, con questa presa d'atto del Consiglio Comunale, questa richiesta all'ANAS di realizzare l'opera. Però, allora, stavolta faccio io una mozione d'ordine, bisognava farla prima. Questa è una dichiarazione di voto. Rispetto a questo tema... Sì, vabbè. Allora, altre dichiarazioni di voto? Vabbè, votiamo la proposta di ordine del giorno. Favorevoli? 3. Contrari? 10. Astenuti? 1. Allora la proposta è respinta con favorevoli 3, contrari 10 e astenuti 1. Passiamo al prossimo punto. Proposta di deliberazione presentata in data 1/10/2020 dai consiglieri Denardi, De Antoni, Dus e Tonon ad oggetto istituzione sportello comunale, super bonus 110%, misura di rilancio e sviluppo sostenibile, decreto legge 19 maggio 2020, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, super bonus 110%. Illustra l'ordine del giorno sempre il consigliere Dus. Prego. Sì, la illustro brevemente senza leggerla, tanto so come voterete, quindi immagino. Ormai sto qua a perdere tanto tempo. No, mi dispiace perché mi pare che l'amministrazione stia andando verso una direzione comune che io mi sento di appoggiare, che era tramite un corso che ha fatto recentemente sul 110 con degli illustri ospiti, evidentemente cogliendo la sensibilità sul tema e sapendo che i cittadini hanno questa sensibilità. Mi riferisco al bonus 110 per i lavori di cui si sente tanto parlare e che però naturalmente sta dando anche molte complicazioni ai professionisti che se ne devono occupare e ai cittadini che magari in taluni casi si sentono illusi di una proposta che pare eccezionale ma che riserva naturalmente dei lati oscuri. Vengo al tema della delibera. La delibera chiede di istituire, io avevo fissato una data perché il bonus stesso ha delle date, presso il settore infrastrutture e gestione del territorio edilizia privata lo sportello super bonus 110, allo scopo di agevolare i cittadini, i liberi professionisti e le imprese nella complicata, complessa e articolata formulazione delle domande, di implementare l'organico del settore infrastrutture e gestione del territorio edilizia privata attraverso l'assunzione di nuovo personale qualificato e con la specifica destinazione sportello super bonus 110%, anche attraverso bandi di concorso a tempo determinato per implementare l'organico del settore sopracitato senza gravare su quello esistente con ulteriori compiti. Qual è il senso di questa proposta? Credo sia abbastanza chiaro. Sta nel fatto che si vuole dare un aiuto, ripeto, ai cittadini e ai professionisti che magari dopo un lungo percorso si trovano bloccati perché gli uffici comunali non riescono a gestire una mole di lavoro che probabilmente verrà aumentata anche a causa di questo nuovo super bonus. Questo era lo scopo di questa delibera, non mi sembra molto sconvolgente politicamente parlando, e mi pare, da quello che ho capito, che mi siano arrivati pareri tecnici di regolarità, quindi la cosa dal punto di vista sia dal punto di vista del bilancio che del personale, mi corregga il segretario se sbaglio,
potrebbe stare anche in piedi, quindi se c'è la volontà, oppure se ci sono altre volontà magari me lo si dica. Grazie. Grazie consigliere. Apriamo la discussione. Non vedo prenotazioni. Prego, Sindaco. Io ritengo che l'argomento sia alquanto importante, molto importante. In questo senso ringrazio Marco, anche se Marco ha annusato una bocciatura, io ti ringrazio invece di aver portato il tema in questo Consiglio Comunale, perché queste forme di avvio, di riavvio dell'economia partendo dall'impiantistica, partendo dall'edilizia, si spera che possano effettivamente rilanciare un pochettino l'economia, una specie di New Deal, no? Già approvato tanti anni fa da Roosevelt, e magari qua cerchiamo di scimmiottare, non so con quali risultati, perlomeno vale la pena provarci. 50, 65%, 90% delle facciate, 110, sono interventi estremamente interessanti, però gravi di rischi, perché sono estremamente complessi. Noi già ci siamo impegnati con il trattare le facciate, con quell'esperimento, chissà se andrà avanti, perlomeno la cosa è stata procrastinata al 21, quindi speriamo che qualcosa ne nasca. Il 110 si spera che si prolunghi, anzi ormai tutti hanno visto che la ritrosia a partire farà sì che possa slittare anche nel 22 un pochettino più avanti, perché effettivamente la gente ha paura nel fare di avere questo approccio. Perché? Perché è estremamente complesso il meccanismo che lo sorregge, perché avrai visto anche tu, abbiamo visto tutti, come si stiano strutturando studi legali, general contractor che assommano studi legali, fiscalisti, progettisti, esecutori per cercare di dare un prodotto finito, ma poi alla fin fine cercano anche di coinvolgere le assicurazioni, perché nemmeno loro sono sicuri di dare consigli giusti, nemmeno loro danno la garanzia che poi alla fin fine l'Agenzia delle Entrate non trovi che mancava la solita carta e uno magari non viene più risarcito, non viene più aiutato alla fine. Quindi direi che è uno sforzo fuori misura per un'amministrazione comunale il dare consigli, il dare consulenze di questo tipo. Io piuttosto mi spenderei nel tenere vivo l'argomento, nel favorire la conoscenza approfondita dell'argomento, nel tenere la gente informata di tutte le variazioni che già adesso vedi che sorgono con specifiche per cui si vengono ricompresi i balconi nelle facciate, sì, no. È una normativa ancora in corso di maturazione e assolutamente è fuori misura per un'amministrazione comunale dotarsi delle professionalità sufficienti a dare indirizzi di questo tipo qua. Hai visto che abbiamo fatto quell'incontro quel sabato con lo studio Barel, è stato molto interessante. Lo studio Barel si è offerto anche di farne un altro in risposta di eventuali domande di ordine generale che dovessero sorgere, di qui andando avanti. Eventualmente le risposte puntuali ai singoli, quelle non sono né gratuite chiaramente è un mercato che viene a generarsi e come tale le sue logiche. Cerchiamo di indirizzare al meglio i nostri cittadini a trovare i consulenti migliori possibili, ma senza impegnarsi in prima battuta da noi. Ripeto, è una cosa fuori misura, non è da amministrazione comunale. Quindi l'argomento è interessantissimo, l'argomento da tenere caldo, ma io rifiuterei questa idea di metterci noi in prima fila.
facendo anche concorrenza poi fra l'altro a studi che vanno attrezzandosi per farlo come espressione professionale. Grazie Sindaco. Consigliere Balliana, prego. Velocemente, penso che la proposta del consigliere Dus sia utile, ma nel senso che eventualmente l'assunzione del personale a tempo determinato andrebbe forse, poi dipende dalle capacità del comune per quanto riguarda l'assunzione del personale, ad integrare il personale dell'ufficio tecnico, che mi sembra sia in grosse difficoltà per quanto riguarda, cioè non vorrei dire, per quanto riguarda proprio il dare ai cittadini la documentazione necessaria richiesta sia per queste cose, per questo intervento bonus 110 con tutta la documentazione da presentare, e anche per altri interventi, anche ad esempio di adeguamento per quanto riguarda i portatori di handicap, delle ristrutturazioni a livello delle abitazioni. Mi sembra di capire che gli uffici sono abbastanza oberati da queste richieste, quindi eventualmente mi sento di sposare la richiesta del consigliere Dus, se fosse possibile. Non so, appunto, ripeto, dipende anche dal discorso del personale, perché cioè, io non conosco la capacità di assunzione poi a tempo determinato, però non sarebbe, insomma, sarebbe un'idea da considerare. Grazie. Grazie consigliere. Bene. Direi che possiamo passare alla dichiarazione. Consigliere Dus. Facciamo le dichiarazioni di voto perché non ci sono più interventi, prego. Sì, personalmente avevo predisposto la delibera in maniera molto soft, appunto per non gravare e non determinare scelte che competono all'amministrazione. Infatti avevo scritto allo scopo di agevolare i cittadini, non è che pretendo che il Comune si sostituisca o faccia concorrenza allo studio Barel. Ripeto, questa qui è una questione che, se la si vuole affrontare o non la si vuole affrontare, comunque ci si dovrà confrontare. Gli ordini professionali lo stanno già dicendo ad ogni convegno che tengono su questo tema, e cioè che le amministrazioni pubbliche dovranno dotarsi di personale adeguato istruito per... Quindi, perché naturalmente a un certo momento, come per il traforo, come tutte le cose della pubblica amministrazione, i nodi vengono al pettine. Allora, se le carte sono predisposte e poi in comune non ci sono le persone, non ci sono le competenze, il meccanismo si inceppa. Io avevo proposto questo, però capisco che la volontà sia un'altra, amen. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Bene, passiamo alla votazione. Allora, votiamo la proposta di delibera sul super bonus 110%. Favorevoli? 4. Contrari? 10 o 11? 10. Astenuti? 14, no, sicuri? Boh. La proposta è respinta con voti favorevoli 4, contrari 10, astenuti 0. Passiamo alla prossima. Allora, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 181 del 29/10/2020 avente ad oggetto variazione d'urgenza il bilancio di previsione 2020-2022, ottava variazione. Illustra la delibera il vice sindaco Posocco. Prego, vice sindaco. Buonasera a tutti, vi illustro la proposta, che è una ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 181 del 29/10/2020. Ve le riassumo in questa maniera. C'è arrivato un trasferimento dal Ministero di 130.150 euro.
che questo fa parte di una serie di trasferimenti che servono al Comune per giustificare, compensare minori entrate o maggiori spese legato alla pandemia del coronavirus. Abbiamo pensato come amministrazione, visto che comunque con l'ultimo DPCM c'è l'obbligo del lavoro da casa per il 50% del personale del comune, di investire 40.000 euro per dotare il personale degli strumenti, dei computer, in quanto molti di essi, avendo anche i figli a casa da scuola sempre connessi, non hanno lo strumento adatto per lavorare. E 20.000 euro li abbiamo messi per interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro, sempre in conseguenza dell'emergenza. I rimanenti 70.000 euro, di questi 130, in un fondo spese. Vi illustro anche la situazione, visto che comunque dopo me la chiedete, quindi anticipo la risposta. Allora, abbiamo ricevuto queste somme finora dal governo. La prima di 293.750, che sono stati tutti utilizzati e giustificati come minori entrate del nido, minori entrate per i pasti, per il trasporto scolastico, per le palestre, gli impianti sportivi, l'utilizzo degli impianti sportivi, minori entrate provenienti da sanzioni del codice della strada in periodo sempre del coronavirus. Poi abbiamo ricevuto 803.750 che abbiamo tutti, se vi ricordate, accantonato. Questi soldi sono tutti accantonati. E poi 130.150, di cui 60.000 li abbiamo utilizzati con questa variazione e 70.000 sono parcheggiati, per un totale di 1.227.650. Poi ci sono altri, e siccome la parte di 130.000 che abbiamo ricevuto dovrebbero essere un 30% di quello che deve ancora arrivare, dovrebbero arrivare circa altri 260.000 per un totale di circa 1,5 milioni. Com'è la situazione? La situazione è che ancora ad oggi questi soldi ci dicono che bisogna utilizzarli per giustificare minori entrate o maggiori spese legate al Covid, quindi con questi soldi non è che si possa fare quello che vogliamo. Ci stiamo confrontando con gli altri comuni, tutti hanno versioni un po' loro. Certo è che ci sono dei dirigenti che devono firmare eventuali atti e ci sono poi dei revisori che li devono giustificare. Noi stiamo attendendo chiarimenti. Tra l'altro anche domani ci sarà un corso, giusto dottoressa, per questo. Nel giro di 15 giorni contiamo di avere le idee più chiare su come utilizzarli. Ci sono idee più fattibili e quelle meno fattibili. Noi andremo a implementare senz'altro la connettività della rete negli istituti scolastici. Questo è qualcosa che si può fare vista l'emergenza Covid. Probabilmente andremo a ridurre qualche tariffa, un esempio nell'utilizzo degli impianti sportivi, anche questo per l'emergenza Covid. Fermo restando se il governo ci dirà se questi soldi li potremo utilizzarli anche nel 2021, perché ancora non abbiamo questa certezza. Ci sono aspetti sociali in cui vorremmo intervenire con degli aiuti alle persone più bisognose. Ci veniva in mente, ci sono delle categorie che dallo Stato, dal governo non hanno ricevuto nulla. Mi riferisco ad esempio alle persone che lavorano con i contratti a chiamata, per esempio, che non hanno diritto né alla disoccupazione, non hanno diritto né alla cassa integrazione, non hanno diritto neanche ai 600 euro, non hanno diritto al reddito di cittadinanza. Sono dei lavoratori, tanti, centinaia, che purtroppo già da marzo non percepiscono quasi il reddito, perché è la categoria di lavoratori una delle categorie che più ha sofferto per questa pandemia. Quindi noi vorremmo intervenire, avremo anche l'opportunità di intervenire, ma vedremo appunto da capire se possiamo o in che modo potremmo intervenire. Ecco. Grazie Vice Sindaco. Apriamo la discussione.
Consigliere Tonon. Grazie, no, solo per un appunto, o meglio, un mezzo consiglio, diciamo così, perché il vice sindaco ha detto che firmano i dirigenti, così come prevede la norma, e poi i revisori hanno anche uno scopo preventivo, però, cioè, mi spiego, siccome è stato detto chiaramente dalla dottoressa Alvassore in commissione che la questione non è semplicissima, tutt'altro, ci si augura ovviamente che l'ANCI, come dire, faccia opera di persuasione nei confronti del MEF, e credo però che comunque, visto che hanno scelto loro, hanno chiesto di essere, di far parte del collegio dei revisori del conto nel comune di Vittorio Veneto, i tre professionisti, come dire, possano aiutare anche i nostri uffici, giustamente, visto che probabilmente hanno anche esperienza in altri comuni, dando consigli che potrebbero esserci utili, quindi non solo alla fine va bene o non va bene, no, vediamo di coinvolgerli prima, tutto qui. Grazie, consigliere. Non vedo. Consigliere De Antoni, prego. Sì, nel merito della delibera di variazione di bilancio non c'è niente da dire, insomma, condivido pienamente quello che è stato proposto. Io richiamo l'assessore sul fatto che questo 1 milione, alla fine 1.200.000 euro, quanti saranno? Sono tanti, è giusto metterli da parte ed essere prudenti, però lo dicevamo anche a marzo, aprile, no? Mettiamoli da parte perché poi in autunno verranno fuori i problemi. I problemi stanno venendo fuori, cerchiamo di non rischiare che poi effettivamente questi soldi debbano essere spesi entro il 31/12 e ci troviamo a doverli restituire. Quindi d'accordo alla massima prudenza, d'accordo alle difficoltà interpretative, però un po' di coraggio, diciamo, nel fare alcuni interventi, benissimo quelli delle scuole, ne avevamo anche parlato, la proposta era stata cassata quella volta dal Consiglio quando dicevamo, no, di aiutare gli studenti che sono anche da casa, non solo quelli che sono all'interno dell'istituto, ma anche quelli che abitano nelle proprie case e che non hanno l'accesso a internet o hanno un accesso difficoltoso e molto lento. Facciamo qualcosa di questo genere con un po' di coraggio, tenendo conto delle reali esigenze della gente. Grazie, consigliere. Consigliere Bagliana. Sì, e anch'io sulla delibera prendo atto dell'impegno di spesa e volevo solo indicare all'assessore per la questione della TOSAP, perché io ho notizie che alcuni commercianti di Vittorio Veneto, alcuni gestori di locali, abbiano pagato per il 2020 la tassa della TOSAP, anche se c'è l'esenzione ne quanto sono arrivati i contributi dallo Stato, no? Per quella. E quindi penso che ormai siamo a novembre, penso che sia doveroso da parte del Comune restituire ai commercianti che hanno pagato. Non sono moltissimi, penso, perché alcuni non hanno, sapendo di non dover pagare, non hanno pagato, però alcuni gli è arrivato lo stesso il bollettino Abaco e hanno dovuto pagare. Quindi credo sia interessante, cioè doveroso, tramite Abaco o tramite una partita di giro interna vostra, ridare insomma i soldi che sono stati versati per quei mesi in cui c'era il lockdown. Grazie. Grazie. Bene. Sì, prego, Vice Sindaco. Sì, consigliere Bagliana, sì, entro fine anno o noi o Abaco dobbiamo un attimo capire, ci stiamo confrontando, tutti verranno rimborsati chi ha pagato, quindi sì, senz'altro. Bene. Non vedo altre prenotazioni, dichiarazione di voto. Nessuna. Si prenota, passiamo alla votazione. Allora, per la delibera illustrata, favorevoli. Quanti sono? Contrari? Astenuti? 1. Allora, la delibera è approvata
con favorevoli 13, astenuti 1 e contrari 0. Passiamo alla immediata eseguibilità. Favorevoli 13, contrari 0, astenuti 1. La delibera è immediatamente eseguibile, favorevoli 13, contrari 0, astenuti 1. Punto all'ordine del giorno numero 6, approvazione programma biennale degli acquisti e delle forniture 2021-2022, aggiornamento del programma biennale 2021-2022. Prego, Vice Sindaco, di illustrare la proposta di delibera. Sì, grazie Presidente. Allora, c'è il programma biennale di forniture e servizi, questo è un aggiornamento annuale per gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000 euro. Allora, nell'illustrazione io partirei dall'allegato B che avete, riguardante il programma biennale degli acquisti, forniture e servizi 2021, e vi presento quali sono le novità rispetto a quello che abbiamo già approvato. Allora, abbiamo il terzo punto, l'affidamento di servizi museali, che per poter fare la gara, una gara di 3 anni più 2, lo inseriamo adesso nel programma in questo programma di fornitura di servizi. Per l'acquisto è per la durata del contratto è di 60 mesi, il primo anno 0 euro, 100.000 euro il secondo anno e poi 100.000 euro per le successive annualità. Ci sarà fatta una gara unica ma in 2 lotti distinti, quindi Cenedese da una parte per capirci, Villa Crozza, e il Museo della Battaglia nell'altro lotto. Poi abbiamo aggiornato l'acquisto del servizio di illuminazione votiva, che già era passato con una variazione in questo Consiglio. L'affidamento del servizio di IAT, anche questo primo anno a 0 euro, però anche questo bisogna fare una gara di 3 anni. L'affidamento di servizi bibliotecari, anche questo per fare la gara valevole 36 mesi. Poi c'è l'affidamento del servizio progettazione del Palazzo Piazzoni, già passato in questo Consiglio Comunale nell'ultima variazione, e l'acquisto del manufatto per discipline sportive, anche questo passato nell'ultimo Consiglio Comunale. Riguardo invece all'allegato A, scusate perché qua tante carte, quello 2021 per gli esercizi finanziari 2021-2022, c'è l'affidamento, sono tutte gare, affidamento servizio centri estivi comunali, la fornitura dei buoni pasto, l'affidamento del servizio di catalogazione per il servizio bibliotecario, il servizio assistenza domiciliare pasta a domicilio, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva, questo è l'unico che vale per un anno perché vediamo come va poi, la pulizia degli stabili comunali e l'affidamento della ristorazione scolastica. Grazie Vice Sindaco, aperta la discussione. C'è qualche intervento? Prego, consigliere Tonon. Sì, è una domanda che avevo già fatto e il vice sindaco so che aveva preso buona nota, giusto perché visto che siamo in, come dire, probabilmente qualche cittadino ci sta ascoltando. Quest'anno c'era stato, quest'anno intendo dire dopo il primo lockdown, c'era stato il problema, era stato sollevato dei contratti di fornitura per quanto riguarda i trasporti e se non ricordo male anche quelli della mensa, però quelli non ricordo bene. Avevo chiesto in commissione se era possibile, ovviamente norma permettendo, tenere presente la possibilità eventualmente che
questo tipo di forniture di servizi, mi riferisco soprattutto ovviamente a quello del trasporto scolastico, potessero essere senza danno per il comune, essere, non dico sciolti, ma pagati solamente per la parte relativa al vero e proprio utilizzo. Non ho un contratto, devo comunque pagarlo, ripeto, se è possibile, perché ci troveremmo ovviamente se no a pagare dei servizi che di fatto non abbiamo, perché speriamo di no ovviamente, che non serva impugnare i contratti da questo punto di vista, ma se dovesse esserci altre chiusure scolastiche anche per quelle di fascia più, diciamo, di età inferiore, che però adesso, almeno nella nostra regione, continuano ad andare a scuola, mi riferisco fino alle vecchie medie, diciamo. Se un domani così non fosse, noi saremmo costretti, con i contratti vecchi, a pagare i trasporti anche se non vengono utilizzati. Avevo chiesto se era possibile porre attenzione su questo per evitare inutili e tutto sommato, lo metto fra virgolette, ingiusti esborsi da parte dalle casse del comune. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Non vedo altri interventi, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Se nessuno ha... Consigliere, allora lascio la parola, risponde alla richiesta? Allora lascio la parola al segretario. Prego, segretario. Sì, consigliere Tonon, la questione del trasporto scolastico in effetti è molto particolare. È l'unico contratto in cui si è reso necessario un intervento dell'ANCI, perché non essendo un contratto vero e proprio a consumo, l'ANCI ha dovuto intervenire dal momento in cui il trasporto scolastico, dal momento che tu vinci una gara e lo devi organizzare, hai uno zoccolo duro di spese fisse che sono rappresentate dal leasing, dalle spese amministrative, assicurazioni no, ma spese fiscali, sicuramente tassazioni che non perdonano. E le uniche variabili su cui puoi lavorare sono il carburante, le spese del personale, nella misura in cui poi queste sono coperte da cassa integrazione. Allora, l'esperienza recente è che l'ANCI ha consigliato in termini di circolare, diciamo, un abbattimento del 30%, quantificando in via forfettaria il 30% come la spesa che non era comprimibile da parte di queste aziende. Ci auguriamo che non debba succedere quello che lei sta così ipotizzando, però ritengo che, data l'attenzione che c'è su questa tipologia di servizio, si arrivi comunque a una composizione in termini contrattuali dell'eventuale presupposto per una revisione, perché poi questo è, dal punto di vista civilistico, insomma, l'inquadramento. Speriamo che non sia il caso, però dovesse essere, immaginiamo che anche in questo caso ci saranno delle indicazioni. Ecco. Grazie segretario. Consigliere De Antoni. Sì, per la verità in commissione si era parlato non solo del servizio di trasporto, ma anche del servizio mensa, in cui si era presentato lo stesso problema. Perché non è importante questo, segretario? Perché non è stato considerato questo? Perché i servizi di mensa, così come l'assistenza domiciliare e altri servizi a domanda, sono concepiti a consumo e i relativi contratti sono articolati in questo modo, per cui qui non si è reso necessario, perché probabilmente, adesso io non ho ben presente il contratto, ma non si è superata quella soglia di possibile variabilità entro cui si impone la revisione, e quindi è andata bene col consumo e con, come dire, rimborso a piedi lista, ecco. E questo a differenza di altre fattispecie che sono quelle di lavori pubblici, però per quanto riguarda i servizi per il momento siamo abbastanza al riparo.
Sì, forse quella volta che abbiamo parlato in commissione non si era ancora approfondito questo aspetto, perché si era parlato, anzi avevamo parlato prima del servizio mensa e poi del servizio trasporti. Comunque se è superato, perfetto. No, scusi Presidente. Ecco, per il servizio mensa di recente è emersa la necessità di implementare il corrispettivo a favore dell'affidatario in ragione del, se non sbaglio, di 65 centesimi a pasto, dal momento che adesso si è cambiata la tipologia di pasti e sono pasti monoporzione sigillati. L'unica variazione contrattuale è questa. Bene, se non ci sono ulteriori interventi passerei alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione. Favorevoli? 13. Contrari? 0. Astenuti? 1. Allora la delibera è approvata con favorevoli 13, contrari 0, astenuti 1. Passiamo alla immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli 13, contrari 0, astenuti 1. La delibera è immediatamente eseguibile. Ultimo punto all'ordine del giorno. Vittorio Veneto Servizi, bilancio di esercizio 2019, controllo analogo. Illustra la delibera l'assessore Antiga, prego. Grazie Presidente. È già arrivato? Sì, vedo il dottor Biz, perché volevo chiedere se era possibile aspettare un attimo che arrivasse, ma visto che c'è, so che bene. Aspettiamo. Prego, dottore, se vuoi prendere posto. Buonasera, dottor Biz. Arrivato ed è subito messo al lavoro. Stiamo parlando per l'appunto della Vittorio Veneto Servizi e su questa società come comune dobbiamo esercitare il controllo analogo così come previsto dalla normativa in materia e dallo statuto societario. Perdonate che do un po' di spazio al dottore. Il controllo è effettuato in maniera preventiva sotto forma di indirizzo contestuale mediante il monitoraggio continuo delle attività della società e finale attraverso le verifiche previste a consuntivo. La società ha chiuso il bilancio d'esercizio, chiuso il 31/12/2019, con un utile di esercizio di 156.863 euro. Gli obiettivi gestionali e strategici del 2020-2022, per l'appunto a spiegarli, e qui il dottore è a disposizione, Roberto Biz, amministratore delegato della Vittorio Veneto Servizio, che gli invito a prendere la parola. Prego. Buonasera a tutti, eccoci qua, scusate. Allora, buonasera intanto, ringrazio l'assessore. Allora, per quanto riguarda il bilancio appena chiuso, che vorremmo, magari se attiviamo già direttamente. Ho portato alcune slide, ma nel contempo vado, come ha anticipato non lo so. È un mistero. No.
Non lo vedo. Lo vedo. Ah, perfetto. Non funziona? Non capiamo perché non funziona. Scusa. Allora, qui vi do quello che è l'elemento sostanziale dell'andamento della gestione. Qui vi faccio vedere quello che è il valore aggiunto sui ricavi. Come vedete in questi anni, perché noi dobbiamo valutare il bilancio non guardando l'ultimo numero in basso a destra, che è l'utile netto, che è vero è 156.000 euro, è un po' in calo rispetto all'esercizio del 2018, ma ciò non toglie. Forse è quello. Eccoci qua, grazie. Come dicevo, qui vediamo quello che è il valore aggiunto sui ricavi, che quindi ci dà l'indicazione di come la società in questi anni, anche io porto l'esempio, parto dal 2016, dall'anno in cui sono entrato a gestire la Vittorio Veneto Servizi, come potete vedere è cresciuto, anche se nel 2019 abbiamo riscontrato a livello di utile netto un calo leggero di circa 20.000 euro, questo è dettato da questioni meramente fiscali. Comunque questo sta a indicare come la società stia crescendo e stia portando ulteriori, già era sana, stia portando ulteriori risultati importanti. Dal punto di vista della gestione possiamo dire che elemento importante, naturalmente adesso vediamo se, eccolo qua, qui potete vedere come anche il margine operativo è leggermente calato, questo per effetti naturalmente fiscali, però quello che è l'elemento importante è proprio il valore aggiunto alla società. Questo sta a significare che la variabile dettata ai ricavi, soprattutto a livello di economie di scala, perché noi dobbiamo considerare che considerando di avere 3 farmacie, questo ci permette di avere delle economie di scala dettate anche dalle acquisizioni che riusciamo a avere tramite i grossisti, e quindi questo ci permette di avere delle migliori performance dal punto di vista sugli acquisti. Tenendo conto anche di un altro fattore importante, che a dispetto di tante altre realtà, il mondo delle farmacie in questi anni sta vivendo una fase di cali, nel senso che mediamente ogni anno il settore delle farmacie perde il 3% di giro d'affari. Noi in questi anni comunque siamo riusciti a crescere lo stesso. Questo è un dato in controtendenza perché il Servizio Sanitario Nazionale, come sapete, c'è una parte dei ricavi determinato dai trasferimenti che abbiamo al Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale sta stringendo anno dopo anno quelli che sono i trasferimenti, quelli che riguardano praticamente le famose ricette. Vittorio Veneto Servizi in questi anni ha spinto e continua a crescere perché solo 1/3 dei suoi ricavi arrivano dal settore delle ricette, i 2/3 arrivano da tutte quelle che sono le attività collaterali, vale a dire vendita di prodotti da banco, aggiungo anche tutte quelle che sono le attività collaterali dagli integratori, a tutta quella parte, chiamiamola tra virgolette, commerciale, che permette in questo caso di diversificare. Se noi fossimo solo legati al settore delle farmacie, legato solo alla questione delle ricette, questo chiaramente determinerebbe negli anni un impoverimento. Quindi questa diversificazione ci permette oggi di poter continuare a crescere. Aspetto positivo e negativo,
diciamo tra virgolette negativo in questo frangente, se vogliamo aggiungerla e essere precisi, perché con la situazione del Covid avviene un fatto importante come avviene per tutte le altre realtà. Tutti pensano le farmacie sono quelle che stanno guadagnando più di tutti. La realtà dei fatti è che le persone vengono in farmacia, a parte che non vengono solo perché sono malati, ma vengono anche per attività di prevenzione, per tutta una serie di, sì, soprattutto prevenzione, perché hanno cura di sé. In questo frangente, come in qualsiasi attività commerciale, la gente fatica a entrare, oppure entra e cerca di uscirne quanto prima possibile. Quindi tutta quell'attività che è molto importante del farmacista di consiglio, il fatto di fermarsi, il fatto di acquistare anche altri prodotti proprio per la cura della persona, vengono meno. Tant'è che nel primo semestre del 2020 rispetto al 2019 abbiamo registrato una leggera flessione, parliamo di circa 100.000 euro di fatturato rispetto al semestre dell'anno precedente. Questo è dettato proprio da questo fattore, quindi adesso le persone entrano in farmacia principalmente per acquistare i prodotti necessari, ma tutte quelle che sono le attività di consiglio e attività collaterali che nel caso di Vittorio Veneto Servizi, come dicevo, rappresentano i 2/3 del nostro fatturato, vengono un po' meno, però questa è una situazione dettata dalla condizione particolare in cui ci troviamo. Per converso, vedendo i risultati di questi anni, questo determina un po' la nostra forza, il fatto di potersi diversificare, comunque continuare a fare quello che è il servizio alla persona per quanto riguarda la somministrazione di medicinali, ma dall'altra ci permette di avere una forza sul mercato e quindi poterci permettere di continuare a crescere. Qui, come potete vedere, qui sono i costi e ricavi, sempre lo stesso valore, in cui vedete naturalmente come il valore aggiunto negli anni è cresciuto. Siamo arrivati a 1.595.000, partendo da una situazione di 1.291.000. Questo, come dicevo, anche perché in questi 4 anni, dal 2016 al 2019, c'è stata anche una crescita del fatturato di circa, nel globale, di circa 500.000 euro. Quindi negli anni abbiamo avuto sempre una crescita che ci ha permesso di andare in controtendenza rispetto al mercato nazionale, che, come dicevo prima, ci parla di una contrazione della spesa. Ecco, qui vedete quello che è il fatturato medio per addetto. Come vedete comunque è leggermente calato, questo perché comunque in questa fase di crescita bisogna pensare anche a fare un'altra cosa importante, che è quella di investire e mettere a disposizione personale, e anche perché da questo punto di vista diciamo che il Vittorio Veneto Servizi rappresenta un modo anche per creare nuovi posti di lavoro, soprattutto in questo nostro ambito. Quindi qui ci sono state anche delle fasi di avvicendamento, per cui il numero di dipendenti è cresciuto. Adesso partiamo di 18 persone per quanto riguarda il 2020, e quindi anche se abbiamo una flessione per quanto riguarda il fatturato medio per addetto, questo determina un effetto volano che dovrebbe determinare, tralasciando questa fase, una ulteriore crescita, un'ulteriore spinta della società verso nuovi risultati. Venendo alla situazione finanziaria della società, ecco che quello lo potete vedere naturalmente da quello che è il rendiconto finanziario. La società al 31/12 del 2019 è arrivata ad avere una disponibilità a fine esercizio di 1.600.000 euro, quindi cresciuta di ulteriore circa 150.000 euro rispetto all'anno precedente, e è una situazione in crescita perché dal 2016 ogni anno mediamente eravamo in una situazione di 1 milione di euro di liquidità, siamo cresciuti passo passo, quindi riscontrando una situazione di miglioramento dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda, ecco, quindi che è quello sinceramente l'elemento che dobbiamo andare a guardare in modo
specifico, perché l'utile sì ci dice quanto abbiamo guadagnato, ma l'importante è vedere quanta liquidità abbiamo in cassa. Poi ricordando sempre che i 156.000 euro di quest'anno, i 172.000 euro del 2018, sono effetto naturalmente anche di alcune operazioni fiscali. Ricordo che c'è un avviamento in corso della società legato alla trasformazione da azienda speciale in SPA, che ha un peso di circa 200.000 euro e quindi permette di ammortamento ogni anno, quindi permette di abbassare il carico fiscale, ma in realtà sono ulteriori dal punto di vista di liquidità, ulteriori 200.000 euro che rimangono all'interno dell'azienda. In più aggiungo che alla fine del 2018 abbiamo finito di pagare un mutuo che era acceso nei confronti del Comune di Vittorio Veneto, un finanziamento che avevamo nei confronti del Comune di Vittorio Veneto di circa 150.000 euro l'anno, che quindi anche questo dal 2019 in poi sono ulteriori soldi che rimangono nelle casse della società. Questo diciamo in succinto per quanto riguarda gli aspetti che riguardano l'esercizio 2019. Venendo un po' a quelli che sono gli altri temi relativi a Vittorio Veneto Servizi e al mio intervento, che poi naturalmente sono a disposizione per domande che ritenete necessarie. Relativamente al primo semestre del 2020, come vi dicevo, la situazione è sotto controllo, l'azienda nonostante la situazione Covid sta andando bene, anche se come vi ho anticipato rispetto al semestre del 2019 abbiamo avuto un calo delle vendite di circa 100.000 euro, ma questa è una situazione congiunturale che è dettata proprio da quel fattore che vi dicevo che il Covid ha scatenato e comunque anche il mondo delle farmacie Vittorio Veneto Servizi sta subendo. Tra le altre cose del primo semestre, che quindi si riallacciano a tutti gli aspetti che riguardano il programma 2020-2022, come sapete è stata inaugurata la farmacia di Costa, la quale sta comunque dando i primi riscontri che sono positivi a livello di crescita economica, quindi sicuramente crescerà, dimostrerà una crescita importante rispetto al giro d'affari che avevamo nella vecchia farmacia, sia per spazi sia anche per clientela da questo punto di vista. A questo aggiungo, quindi adesso in questo momento è prematuro dare dei numeri perché comunque li stiamo rodando, la farmacia è stata aperta a settembre, quindi chiaramente adesso attendiamo un riscontro alla fine del primo trimestre, quindi anche con la conclusione proprio dell'esercizio. Quindi in quel caso abbiamo concluso quel tipo di investimento, quindi per quanto riguarda il programma 2020-2022, che è più che altro un aspetto di quelli che sono i progetti che la società intende portare avanti, sicuramente c'è la prosecuzione di tutti quei progetti relativi al programma che sono relativamente alla cura della persona, allo sviluppo di nuove iniziative. Quelle più importanti che mi sento di sottolineare è che intanto proseguiremo quello che è il percorso che abbiamo iniziato con l'amministrazione comunale, che è quello dovuto dal periodo dell'inizio del Covid, che abbiamo messo a disposizione una persona per il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, che comunque in questo momento viene utilizzata dai servizi sociali del Comune di Vittorio Veneto, questa figura, oltre per la consegna di farmaci a domicilio, anche per tutta una serie di iniziative che l'area sociale ha bisogno, quindi quello che è consegna di pasti, trasportare le persone che sono indicate dai servizi sociali secondo le loro esigenze nei vari ospedali o a fare visite o tutta una serie di iniziative che sono necessarie. E quindi proseguiremo questo progetto anche per il prossimo triennio, quindi anche con l'acquisto di un mezzo in via definitiva. In questo momento era un mezzo a noleggio, anche perché era una situazione, come possiamo dire,
ipotizzata temporaneamente, ma al di là del Covid abbiamo visto con l'assessorato che è una situazione, un servizio importante, quindi Vittorio Veneto Servizi ha ritenuto di proseguire questo tipo di progetto, stabilizzandolo e quindi portandolo avanti per il prossimo periodo. Quindi proseguiremo da questo punto di vista fornendo questo tipo di servizio. Questo naturalmente è stato quantificato come investimento annuale nel prossimo triennio di circa 90.000 euro, circa 30.000 euro l'anno di costi per sostenere questo tipo di iniziativa. Ricordo che la persona messa a disposizione, i costi ci sono messi a disposizione mezzo, tutti quelli che riguardano le spese di gestione del mezzo, il trasferimento dove deve andare per i servizi sociali a carico di Vittorio Veneto Servizi e naturalmente il costo anche della risorsa messa a disposizione. Tra gli investimenti che proseguiremo nel corso del prossimo, che sono stati ipotizzati nel prossimo triennio, naturalmente di chi proseguirà il mandato con Vittorio Veneto Servizi, c'è che verrà fatto sicuramente nel primo trimestre del 2021, sarà la ristrutturazione della farmacia del centro con l'acquisto a fianco all'attuale farmacia c'è un negozio il quale oramai abbiamo concluso la trattativa per l'acquisizione e quindi nel mese di febbraio ci sarà una chiusura, si presuppone per circa 3 settimane, per procedere al restyling della farmacia, quindi verrà ingrandita ulteriormente. Chiaramente questo permetterà naturalmente di dare un volto nuovo alla farmacia del centro che chiaramente ne ha bisogno, soprattutto anche di spazi. Tutto questo si inserisce in un programma che è stato sviluppato già con l'apertura della farmacia di Costa, che è un progetto che abbiamo sviluppato a partire già dall'anno scorso con una spin-off dell'Università Bocconi che è la Trade Lab, in cui siamo andati a rivedere le 3 farmacie comunali e vedere naturalmente il tessuto economico dove si inseriscono le farmacie comunali per vedere le potenzialità e dove potevamo arrivare. Questo naturalmente l'ho ritenuto necessario e fondamentale per una pianificazione economica corretta. Chiaramente a mia sensazione dicevo che Vittorio Veneto Servizi aveva nelle sue carte, nelle sue capacità di raggiungere oltre i 5 milioni di euro di giro d'affari. Chiaramente questo studio ha suffragato questa teoria e anzi ci ha detto che possiamo andare ben oltre i 5 milioni di euro, parliamo di circa 5 milioni 200 mila euro di giro d'affari, adesso siamo attorno ai 4 milioni e 7, quindi c'è la potenzialità di poter crescere ulteriormente sul mercato e raggiungere questo tipo di obiettivo. Quindi ecco che l'apertura della farmacia di Costa, come è stata realizzata, quello che è lo studio all'interno del marketing e del category proprio per dare alla farmacia la veste giusta e corretta per poter ottenere determinati tipi di risultati. Questo studio è stato applicato sia per la farmacia del centro, che quindi sarà anche oggetto, come dicevo, del restyling proprio a seguito anche di questo studio che abbiamo fatto, e anche della farmacia di San Giacomo, della quale spendo 2 parole più tardi. Quindi tutta questa progettualità ci permetterà di spingere il gruppo, quindi le 3 farmacie, verso un certo tipo di risultati economici, chiaramente che sono proprio suffragati da una tendenza di mercato di un certo tipo. A questo aggiungo che è stata appena conclusa nel mese, c'è arrivata l'aggiudicazione, abbiamo acquisito in affitto la farmacia comunale di Alpago per i prossimi 6 anni. Entreremo nella gestione della della farmacia di Alpago, che si trova in specifico a Pieve d'Alpago, a partire dal 1° dicembre
di quest'anno, con un costo di 30.000 euro l'anno di affitto d'impresa, e che quindi oltretutto questo tipo di valore per quanto riguarda questa progettualità di crescita ci permetterà circa già di spingerci oltre i 5 milioni di euro stando alle nostre stime, e con gli ulteriori investimenti che come dicevo e programmi per i futuri potremo andare oltre i 5 milioni e 200.000 euro come avevo ipotizzato. Questo naturalmente io parlo di numeri, ma io sono un amministratore, correttamente dal punto di vista tecnico devo parlare di numeri e devo portare risultati. È chiaro che in questo l'attenzione verso l'aspetto sociale della Vittorio Veneto Servizi c'è tutto, anzi c'è e come, però credo che per poter permettersi di finanziare, di mettere a disposizione risorse economiche del Comune di Vittorio Veneto, che deciderà lui perché questa è la politica, io invece mi fermo alla parte della gestione d'impresa, bisogna spingere e crescere, e quindi l'attenzione come amministratore è quella comunque di guardare i numeri e i risultati, però chiaramente con un'attenzione a quelle che sono le esigenze sociali. Infatti non da ultimo sono stati finanziati con 30.000 euro i buoni spesa durante il periodo Covid, come è stata avviata l'iniziativa di mettere a disposizione una persona per consegna farmaci a domicilio o dei servizi sociali in genere. Questo naturalmente con uno spirito che deve essere, che è giusto che sia, della socialità, dell'attenzione alla persona. Però come dicevo, giustamente noi dobbiamo produrre risultati, e quei risultati poi sarà il Comune di Vittorio Veneto che deciderà come gestirli e portarli avanti. Io avrei concluso, nel senso che ho dato una serie di dati, poi naturalmente sono a disposizione per eventuali richieste e domande. Grazie dottor Biz della sua illustrazione. Ora passiamo all'apertura dei lavori. Consigliere Dus, prego. Sì, buonasera di nuovo e buonasera anche al Presidente. Allora, se volete fare delle domande specifiche, che così facciamo rispondere direttamente all'amministratore, se avete bisogno di precisazioni, e dopo partiamo con gli interventi. Parte subito con l'intervento, prego. Sì, allora, la prima riflessione che faccio è diciamo, meramente politica e approvo e sostengo tutto ciò che è stato poc'anzi illustrato, e mi fa piacere anche che ci sia questa espansione da parte della società vittoriese verso l'Alpago. Ciò dimostra che c'è una buona gestione e una anche lungimiranza sugli interventi che sono stati presi in passato e che verranno presi in futuro, per cui, ripeto, approvo questa decisione e sono contento anche che si creino delle sinergie extraterritoriali. Detto questo, vengo a una questione che posso capire essere un po' diciamo, pesante come argomento, ed è il concetto di controllo analogo e tutto quello che ci sta dietro. Vedo il segretario giustamente che dice aiuto, perché effettivamente è una questione secondo me anche abbastanza affascinante dal punto di vista giurisprudenziale, però magari potremmo parlare di altro e che interessa di più i cittadini. Però siccome noi dobbiamo poi votare quello che ci viene illustrato e portato, vorrei capire alcune cose. Magari non so se in commissione se ne è parlato, io non faccio parte della commissione, mi scuserete. Allora, il concetto di controllo analogo non è che sto qui a fare tutta la cronistoria, ripeto, affascinante, ma non è il momento e il luogo per farlo. E faccio solo un'osservazione. C'è stata una famosa pronuncia del Consiglio di Stato
e in questa pronuncia viene detto che l'impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale tale da rendere incerto il controllo dell'ente pubblico. È sintomatico a riguardo l'ampliamento dell'oggetto sociale, l'apertura obbligatoria della società a breve termine ed altri capitali, l'espansione territoriale della società. Inoltre, le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante. Ora io credo che tutti noi possiamo ritenere che ciò che andremo con buona probabilità ad approvare superi tutto ciò che il Consiglio di Stato ha giustamente sancito con quella sentenza famosa, però su questo magari il segretario può essere più preciso. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Tonon. Grazie Presidente. In Commissione avevo chiesto la questione relativa alla riserva di trasformazione. Chiedo se la voce è quella relativa all'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, per quanto riguarda ovviamente la parte relativa al conto economico, non allo stato patrimoniale. Avevo poi chiesto, in realtà, mi era già stato risposto, ma credo che sia opportuno, anzi doveroso, richiamare la cosa anche in Consiglio Comunale per quanto riguarda il finanziamento del restyling della farmacia del centro. Io avevo chiesto, vista l'entità dei fondi consuetudinariamente a disposizione della società, anche se, come ha fatto l'amministrazione che ho presieduto io, anche questa ovviamente in caso di necessità chiede utili pregressi alla società correttamente, perché per questo è fatta la Vittorio Veneto Servizi e per questo ci auguriamo tutti che continui a fare utili. Come mai non venissero usati questi fondi, ma venisse fatto un contratto, cerco di semplificare, casomai l'amministratore mi corregge, un affitto lungo, fra virgolette, o meglio, con un riscatto finale già concordato ovviamente, tanto per essere chiari, utilizzando la leva finanziaria, non le risorse del Comune. Per quanto riguarda poi lo studio che ho leggiucchiato di questa startup della Bocconi, rilevo che fatto a posteriori ovviamente, nel senso che le scelte erano già state fatte precedentemente, mi riferisco alla nuova collocazione della farmacia di Costa. Le previsioni fatte da questa società prevedono un potenziale aumento di fatturato piuttosto rilevante per quanto riguarda la farmacia di Costa, con un inevitabile, per certi versi direi, decremento potenziale sempre per la farmacia del centro e la farmacia di San Giacomo. Diciamo che a fronte di un calo del potenziale del 4,2, totale del 4,6 del centro e 1,5 di San Giacomo, il potenziale invece della farmacia di Costa è del 30,6%. Tra l'altro una cifra che non so se casualmente il consigliere Gomiero aveva già annunciato, diciamo così. Io me ne sono accorto leggendo questo studio prima della commissione consigliare. Speriamo, come ha sottolineato anche l'amministratore unico, che la parte che viene definita altro, cioè quella non dei medicinali, possa essere sempre maggiormente appannaggio delle nostre farmacie di Vittorio Veneto, anche se, come ha sottolineato lei, in questo periodo, ai noi,
il fatturato è leggermente sceso. Non mi pare in maniera così drammatica, anzi, visto che il valore aggiunto ha continuato a crescere in questi anni della sua gestione. Credo che i risultati siano sicuramente merito di chi in questi anni ha gestito e anche del Consiglio Comunale che ha fatto queste scelte che hanno portato di fatto a una nuova collocazione della farmacia comunale di Costa con diciamo un investimento, fra virgolette, marginale rispetto a quelle che sono invece le potenzialità che la medesima farmacia ha. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Antoni. Sì. In Commissione abbiamo parlato a lungo di questo argomento e l'amministratore unico ha risposto a molte delle nostre richieste di chiarimento. Abbiamo preso atto che i dati contabili sono sicuramente molto positivi e anche abbiamo apprezzato questa politica di espansione della società che ha stabilito di prendere in locazione la farmacia comunale di Alpago. Nulla da dire su questo punto, salvo che io non ho trovato tra gli obiettivi strategici preventivi che l'amministrazione deve dare alla propria società partecipata, non ho trovato questo obiettivo di espansione extra il territorio comunale. Si tratta comunque di una decisione importante che io condivido, soprattutto nello spirito di collaborazione che ci deve essere nei confronti degli altri comuni più piccoli o limitrofi che sicuramente non hanno tutta la potenzialità che può avere il nostro comune, ma credo che dovrebbe essere questa attività, questa decisione dovrebbe essere supportata e contenuta in un obiettivo strategico che io direi di metterlo nella delibera che oggi andiamo ad approvare, sempre che sia conforme allo statuto societario e mi sembra che questo sia già stato rilevato e anche, qui spero che il segretario ci possa essere di aiuto, anche dal punto di vista della normativa per le attività in house che sembrerebbe questa normativa non prevedere con la possibilità di questa espansione territoriale o comunque di svolgere un'attività pur rientrante nelle proprie competenze ma al di fuori quindi del proprio comune. Comunque io diciamo, su questo mi rimetto all'approfondimento che il segretario ci farà senz'altro. Io ho apprezzato anche, mi sono soffermato in particolare sugli obiettivi strategici e tra questi ho apprezzato quello legato alla rivisitazione degli orari di apertura delle farmacie, in particolare quella del centro. Era un tema che abbiamo sviluppato anche circa un anno fa quando abbiamo approvato, abbiamo fatto il controllo analogo per l'anno precedente. Solo che quando nella relazione che ha presentato l'amministratore allegata ai documenti che ci avete inviato, si è soffermato l'amministratore in particolare sulla apertura della farmacia del centro e sul fatto che entro la fine dell'anno verrà fatta una verifica di quello che effettivamente è successo. Io chiederei nel fare questa verifica che si tenesse conto non solo degli aspetti commerciali, cioè abbiamo aperto la farmacia 2 ore in più al giorno, abbiamo avuto un aumento di vendite, tra virgolette, ma anche di tenere conto di quello che è l'interesse della popolazione, cioè il fatto di consentire un più facile accesso ai servizi della farmacia in un arco di tempo in cui non c'è questo servizio. Un'altra cosa su cui volevo soffermarmi era quello che una gestione diretta di servizi pubblici locali da parte della società partecipata al 100% dal Comune deve tenere conto, ne ha accennato oggi l'amministratore, anche degli aspetti sociali. A questo punto, l'ho detto anche in Commissione, io chiedo che venga aggiunto un obiettivo specifico
tra quelli che già sono indicati, un obiettivo strategico specifico tra quelli che già sono indicati nella premessa della delibera, in cui in sostanza chiedo che in accordo con i servizi sociali e l'azienda sanitaria venga predisposto un progetto per rendere operativo e continuativo il servizio di consegna a domicilio dei farmaci e dei presidi sanitari alle persone anziane e in difficoltà del nostro Comune. È vero che in occasione del Covid questa cosa è stata avviata, però io la vorrei formalizzare e quindi prevedere, come fanno anche altri comuni, non è che saremmo i primi a farlo, prevedere questa possibilità di portare a domicilio i farmaci per determinate categorie di persone che sono da definire in accordo con i servizi sociali e con l'azienda sanitaria. Quindi alla fine del dibattito io proporrò un emendamento che tenga conto quindi sia del fatto di inserire l'obiettivo strategico relativo all'ampliamento dell'attività fuori del nostro territorio, dopo aver avuto le necessarie assicurazioni, quello di aggiungere questa attività di servizio a domicilio dei farmaci e quello di considerare nella rivisitazione degli orari di apertura della farmacia di centro anche l'aspetto di favorire l'accessibilità al servizio da parte degli utenti del centro città. Grazie consigliere. Consigliere Balliana. Sì, grazie. Allora, io non ho studiato, come ha fatto il consigliere Dus, la normativa rispetto al controllo analogo, però mi salta all'occhio il discorso che questo dovrebbe essere, fa parte di un controllo preventivo da parte del Consiglio Comunale e andiamo a valutare gli obiettivi gestionali, strategici 2020-2022 e anche il programma degli investimenti, che però programma degli investimenti che alcuni sono già stati attuati, già stati fatti. Quindi ad esempio per quel che riguarda la farmacia dell'Alpago, dell'affitto, l'acquisizione in affitto della farmacia dell'Alpago, sembra di capire che la cosa sia già messa in atto, già iniziata. Quindi mi chiedo che controllo preventivo abbiamo rispetto a decisioni magari già anche positive. Non sto dicendo che non è una cosa positiva quella che è stata fatta. Mi sto chiedendo da consigliere comunale come funzionano veramente le cose. Altra cosa per quanto riguarda l'ingrandimento e il restyling della farmacia del centro, pur condividendo al 100% la proposta, però anche qui lei ha già parlato di acquisizione, di impegno, di spesa oppure indicazioni per acquisire un negozio a fianco, quindi vorrei capire appunto se stiamo parlando di un controllo preventivo delle strategie, degli investimenti, che ripeto, condivido, oppure di una presa d'atto, che la cosa è ben diversa. Per il momento mi fermo qua, grazie. Grazie consigliere. Se il segretario, passo la parola al segretario per alcune precisazioni relative al controllo analogo. Scusate, sul controllo analogo. Il controllo analogo, sì, qui siamo nel pieno del controllo analogo, no? Il controllo analogo è quel rapporto quella verifica che si traduce in un rapporto equivalente a quello che avresti tu come ente pubblico su un servizio gestito direttamente, e la giurisprudenza dice per il quale sussista anche un rapporto di gerarchia di fatto. E così è. Altra caratteristica del controllo analogo, che qui abbiamo rispondente in pieno, è che la società di cui si discute svolga la parte più importante del suo business per l'ente locale affidatario, e anche qui ci siamo. C'è l'osservazione che faceva il consigliere Dus, anzi erano due, una sul vaglio preventivo rispetto dell'ente affidante e l'altra, mi par di capire, sull'espansione territoriale che sembrerebbe in questo momento mettere in campo la Vittorio Veneto Servizi.
Il vaglio preventivo da parte dell'ente affidante in questo momento, e parliamo, mi pare di capire, della farmacia dell'Alpago. Il vaglio preventivo, voi capite che stiamo parlando della partecipazione della società Vittorio Veneto Servizi ad un bando, con la possibilità anche di apparire tra le centinaia di partecipanti a quel bando, per cui vedrei un po' fuori luogo ogni volta che una società partecipata deve partecipare a una procedura di evidenza pubblica, andare a coinvolgere il Consiglio Comunale, nella remota ipotesi che questa procedura di evidenza pubblica possa vedere come affidataria la società stessa. In questo momento, secondo me, correttamente, e più che correttamente, l'esercizio del controllo analogo attiene all'autorizzazione, alla stipula del contratto, dal momento che la Vittorio Veneto Servizi è risultata la prima in graduatoria, diciamo così. E quindi si tratta dell'autorizzazione alla stipula di un contratto. Espansione territoriale. L'espansione territoriale in questo momento apparirebbe tale se fosse stata configurata come un'espansione del business della Vittorio Veneto Servizi, in senso statutario, perché abbiamo ben presente che cosa dice lo statuto della Vittorio Veneto Servizi. Però questa operazione che è stata messa in opera non è da configurare come un'espansione territoriale, perché sappiamo benissimo che l'espansione territoriale non è possibile da parte è un investimento che ha operato la nostra società, che viene qualificato tale anche nel programma che avete visto, nel programma degli investimenti e delle modalità di finanziamento, e viene effettuato ai sensi dell'articolo 4,5 dello Statuto, che prevede la possibilità per la società di espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o economica di investimento, comunque connessa ed affine necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale. Allora, avremo che, per assurdo, la Vittorio Veneto Servizi può acquisire un immobile agricolo per ricavarne un reddito, ma non potrebbe acquisire una farmacia dove, peraltro, l'attività di ricavarne un utile sarebbe anche più semplice, e quindi mi sento di dire che in questo momento, configurata come investimento, questa attività non vede nessun impedimento. L'espansione territoriale, giustamente come dice il consigliere Dus, non sarebbe intesa come espansione dell'oggetto sociale della Vittorio Veneto Servizi, qui mi sto ripetendo, non sarebbe un indice di riconoscibilità della pertinenza dell'oggetto sociale, ma così non è, perché viene qualificato come un semplice investimento e che non ha carattere permanente, peraltro, perché mi sembra temporaneo, 6 anni. Sì. Io avrei finito. Grazie, segretario. Altri interventi? No, se volevo rispondere. Prego, dottor Biz. Allora, in merito, sul controllo analogo io non penso di essere la persona deputata, io sono l'amministratore e quindi chiaramente rispondo in assemblea dei soci, dove viene il Comune Vittorio Veneto. Il Comune Vittorio Veneto in quel momento esercita il suo potere. Faccio solo una piccola riflessione, se mi permettete. Quando parliamo di controllo analogo, stiamo parlando, giusto che sia, che la norma lo prevede, però alle volte stiamo parlando, permettetemi, di lana caprina, perché o in certi momenti vogliamo che la società vada avanti e produca risultati, ok, e è giusto che venga controllata, perché giustamente Vittorio Veneto Servizi è qui, presenta il suo bilancio, interagisce con la proprietà, che è il Comune Vittorio Veneto. Aggiungo che c'è all'interno della società c'è anche un revisore dei conti, il quale comunque ha un controllo sulla società. Ricordo che da quando è stata trasformata da SPA in SRL, la società in quel frangente, adesso la normativa è cambiata, poteva non avere
il revisore dei conti, però in quella fase, che è stata approvata proprio da questo Consiglio Comunale, è stato inserito, comunque permane il revisore dei conti. Quindi, come da diritto privato, in questo caso la società ha tutti gli elementi per essere controllata. Però mi permetto di dire, perché dico che è una questione di lana caprina? Perché o vogliamo andare in un certo frangente oppure vogliamo stare fermi sulla nostra posizione, o vogliamo gestirla, permettetemi, come un ente pubblico, cosa che io ho sempre sottolineato e continuerò a sottolineare. Nel momento in cui questa società smetterà di essere gestita al di là di quello che si possa pensare in modo manageriale, è meglio lasciar perdere, perché la società va gestita con un certo stile e con una certa attenzione. L'attenzione al risultato, che poi si deve coniugare a dei principi sociali. Però da questo punto di vista dobbiamo pensare a dei risultati, quindi produrre dei risultati, perché nel momento in cui in questa aula venisse presentato un bilancio d'esercizio in perdita, vorrebbe dire che la proprietà sta perdendo valore. Invece noi dobbiamo portare a casa risultati, almeno io mi sento di dire, per permettere al Comune di Vittorio Veneto, quando ne ha bisogno e soprattutto perché ne ha diritto, di prendersi le risorse necessarie per le proprie politiche sociali, per quello che deve fare, che la politica, come dico sempre, in questo caso da cui io esco, ha il diritto di esercitare tutte le proprie azioni. Quindi in tutto questo è facile, quando parliamo di controllo, di investimenti, di questi aspetti, se ci fermiamo alla pura lettura come posso dire, della norma, stiamo lì, quindi non faremo neanche l'investimento, mi permetto di dire, non faremo neanche l'investimento nella farmacia del centro, però io ritengo che ci troviamo in una determinata condizione, è stata portata in consiglio in assemblea dei soci e l'assemblea dei soci ha dato la facoltà all'amministratore di poter andare avanti in questo senso. Quindi dobbiamo valutarla da questo punto di vista, pur cercando di rispettare quelli che sono gli aspetti della legalità e della norma, però dobbiamo pensare in positivo, perché altrimenti se non portiamo risultati non avremmo potuto distribuire i 30.000 euro di buoni per il periodo Covid, non potremo investire e avere una persona da mettere a disposizione per la consegna di farmaci a domicilio, non potremo fare tantissime altre cose che sono nelle corde della società e che vuole portare avanti. Questo, scusatemi, era una precisazione, ma ritenevo che sia corretta, perché il solito, quando facevo economia, c'era il famoso dilemma del prigioniero: faccio o non faccio? La norma da questo punto di vista va rispettata, però dobbiamo tenere presente quali sono i limiti dal punto di vista procedurale. Se noi ci fermiamo alla lettura, scusatemi, alla semplice lettura della norma, dobbiamo andare in certi momenti oltre. Per quanto riguarda tra l'altro il progetto dell'Alpago, io non ho in questo momento ancora siglato, cioè io ho avuto l'aggiudicazione della farmacia dell'Alpago, in questo momento non abbiamo siglato nulla, cioè non c'è stato nessun, da questo punto di vista, formalmente stipula del contratto definitivo. Chiaro che vogliamo andare avanti in quella strada, come è stato intenzione, però di fatto il bando è stato fatto perché in quel momento, in quel particolare momento, mi pare fosse uscito in agosto, mi ricordo, è stato fatto in velocità perché appena uscito lo abbiamo seguito. Comunque tralascio questi altri aspetti, andiamo, come diceva, mi chiedeva il consigliere Tonon, sì, mi parlava della riserva di trasformazione. Sì, la riserva di trasformazione è quella che ha un valore di circa 3 milioni di euro e è quella che riguarda praticamente nel momento in cui la società è stata trasformata da azienda speciale in società per azioni. Chiaramente quella si vede ulteriormente alla voce in particolare dell'avviamento
che è i famosi 2.200.000 euro che ogni anno chiaramente vanno a calare, che c'è quell'effetto di quell'ammortamento negli anni che è previsto ancora. Per quanto riguarda ecco, il discorso del restyling della farmacia del centro, sì, allora lì per una questione di accordo con la controparte si sta decidendo per una soluzione rent to buy, cioè vale a dire un affitto piuttosto che l'acquisto immediato per una questione meramente fiscale, anche per un accordo tra le parti, in cui avremo pattuito un'uscita che dovrebbe essere attorno ai 165.000 euro di acquisto nel globale, però verrà fatto durante una prima fase, ci sarà il pagamento di un affitto che andrà a scontare poi nel valore finale la vendita che avverrà nell'arco dei prossimi 3 anni. Però facendo un contratto rent to buy in questo modo riusciamo ad acquisire il bene, un contratto rent to buy vincolante a favore di Vittorio Veneto Servizi, per cui noi possiamo già fare tutte le operazioni di trasformazione sulla parte di immobile che andiamo ad acquisire. In merito alle scelte dell'investimento, sì, io tra i programmi ho messo di utilizzare dei finanziamenti, di usare la leva finanziaria e di non utilizzare i fondi della società. In via definitiva non è stato ancora deciso, è stata ipotizzata questa strada perché comunque, pur avendo già fatto le operazioni sulla farmacia di Costa e quindi avendo usato delle risorse, quindi abbiamo usato direttamente le risorse della società, era per non ridurre troppo le riserve di liquidità. Chiaramente in questo momento qua noi abbiamo una necessità di una riserva di movimentazione per poter movimentare l'attività di impresa, che chiaramente aumenterà ulteriormente, di circa 700-800.000 euro per avere il ciclo di liquidità, senza dover incorrere in soldi a prestito dagli istituti bancari. Quindi è per quello che cerco piuttosto di preservare le risorse nel breve termine e qualora in questa fase ci siano ulteriori investimenti, di utilizzare la leva finanziaria, però chiaramente non è ancora una fase definitiva. In merito alle richieste, mi pare, del consigliere Di Antoni sugli orari di apertura, sì, allora, comunque in questi anni abbiamo già allargato chiaramente gli orari di apertura, sia per quanto riguarda Costa e San Giacomo, che sono arrivati a orario continuato. Sulla farmacia del centro abbiamo fatto un ulteriore studio proprio con la società con Trade Lab per valutare l'apertura a orario continuato, però vedendo e valutando la situazione proprio della zona centrale si è riscontrato che non è una condizione ottimale fare l'orario continuato, però va detto che anche qui faremo un allargamento degli orari. Gli orari saranno sicuramente allargati sia nella fase della fase di chiusura della pausa pranzo, in modo da garantire sia al mattino che in pausa pranzo una maggior fruibilità della clientela. Questo tipo di apertura sicuramente partirà con buona sostanza dopo la fase di restyling, con quello daremo il via ufficiale. Potrebbe essere, lo stiamo valutando, di fare una sperimentazione come avevamo fatto per gli altri orari, di farlo già nel mese di dicembre, ma è una cosa in questo momento che stiamo ancora valutando. Tengo a precisare che la farmacia del centro non ha l'orario continuato come le altre, ma ha stabilizzato, a parte il periodo Covid che c'è stato un po' di difficoltà, l'apertura del sabato pomeriggio e l'apertura mattutina che apre alle 8:15 invece che alle 8:30, 8:45 come sarebbero le farmacie normali. Ecco, sulla consegna dei farmaci a domicilio, sì, allora, la consegna dei farmaci a domicilio già esiste da anni, cioè esiste già da anni come attività di Vittorio Veneto Servizi, viene prestata a determinate persone con determinate condizioni, quindi che abbiano superiori ai 65 anni di età, determinate condizioni e quindi ovviamente non possano, abbiano la necessità di recarsi in farmacia. Quindi
lo stiamo già facendo, con il momento del Covid lo abbiamo implementato ulteriormente e diventerà una cosa stabile. È chiaro che su questo, come avevo fatto presente in commissione, dobbiamo anche fare attenzione a quello che è il divieto di accaparramento, che dobbiamo stare sempre molto attenti per quanto riguarda, dal nostro punto di vista come Vittorio Veneto Servizi, di non incorrere in quelle che sono delle trasgressioni della norma legata alle farmacie, dell'accaparramento, e quindi c'è una particolare normativa che comunque è in questo momento all'oggetto una sorta di convenzione che sto studiando in questo frangente per permettere di allargare ulteriormente la consegna di farmaci a domicilio, però prima deve essere suffragata da una convenzione, da una procedura che coinvolga anche le altre farmacie. Basta. Dottor Biz, io ho una domanda, Sì. un chiarimento di tipo tecnico. Sembra aver capito che l'ammortamento, quello dell'avviamento iniziale, a un certo punto finirà, no? Sì. Dopo magari si sa anche quando. E mi sembrava aver capito che questo ammortamento abbassasse l'imponibile e quindi si pagassero meno tasse. Quando finirà questo ammortamento? Dal punto di vista economico, cos'è che dovremmo aspettarci per le farmacie? Se è una domanda lecita, insomma. No, dal punto di vista economico, adesso non mi ricordo quando 2030, ecco, sì, 2030, non mi ricordavo la data. 2030 vuol dire che ogni anno noi abbiamo un ammortamento che è circa di 200 e 2000 euro, vuol dire che se noi andiamo a guardare sul bilancio ante imposte, facciamo un'esemplificazione pratica, nel 2019 invece di avere un ante imposte di 218.000 euro ci troveremo con un ante imposte di 418.000 euro. Quindi andremo a aumentare le tasse. È chiaro che nella politica avviata nell'ultimo anno il 2020 non sarà un bilancio con risultati di bilancio con 156.000 euro come gli anni o 170 gli anni precedenti, perché vige la teoria che o li do prima o li do dopo. Se li do prima chiaramente abbasso l'utile d'impresa, quindi per esempio ci troveremo che nel 2020 avremo un ulteriore abbassamento, abbiamo dato i 30.000 euro per i buoni spesa, abbiamo sostenuto i costi per la persona in più, quindi anche quello determinerà un abbassamento dell'utile antimpresa. Chiaramente sì, in questo caso la società cambierà, solo che rischierà di pagare più tasse, insomma, ecco, sperando che l'Agenzia delle Entrate adesso non mi senta e non si arrabbi per queste mie affermazioni. Grazie. Consigliere Darè. Sì, in maniera sintetica, anche in risposta. Sull'acquisto dell'immobile della farmacia del centro, lei ha fatto una perizia giurata sul valore? No, non ho fatto nessuna perizia giurata sul valore. È meglio che la fai. Grazie, consigliere Darè. Consigliere Gomiero. Buonasera, dottor Biz, e complimenti di questi risultati. Quando vedo questi numeri qua e vedo questo programma Treabel Lab della Bocconi, mi illumino. Qualsiasi nostra azienda voleva avere questo trend qua positivo di margine, però qua manca un ragguaglio. 7 farmacie Vittorio Veneto, 3 comunali e 4 non comunali. Avete messo in bilancio 2021 l'8ª farmacia che sta aprendo a Cozzuolo. I margini operativi, se questa farmacia avrà un trend anche inferiore di fatturato, ma potrà posizionarci su un buon fatturato, che calo ci sarà anche per le 3 farmacie comunali? Perché ho visto trend di crescita e potenziali qua del 9,3%.
qualsiasi attività vorrebbe avere un track di crescita del 9,3% con 1.271.000 euro di fatturato in più. Però manca su questo software qua l'ottava ipotesi. Quindi acquisire sì l'Alpago, che ho visto potenzialmente può arrivare a 500.000 euro l'anno, ma è un terzo di quello che fatturano le nostre farmacie, meno. Quindi Alpago è più un servizio che facciamo lassù con il potenziale e col know-how che abbiamo qui nella gestione delle farmacie, penso, e un valore aggiunto anche per il territorio, ma soprattutto vedere in questo programma qua se riusciamo a mantenere gli stessi margini e per gli investimenti che andremo a fare negli anni prossimi. E dopo voglio sentire cosa mi dice su San Giacomo. Grazie. Grazie consigliere Gomiro. Consigliere Balliana. Sì, no, un secondo intervento solo per dire al dottor Bitz che la mia osservazione non era riferita al suo operato, ma era più sul piano politico e della delibera, cioè voglio dire, non metto in dubbio il suo operato, anzi vedo insomma che Vittorio Veneto Servizi sta operando in modo corretto e positivo. E appunto ribadisco, non era una questione riferita proprio all'operato suo, quanto a effettivamente la delibera che poi andiamo a provare. Tanto è vero che il segretario mi ha illuminato dicendomi che l'autorizzazione alla stipula del contratto della farmacia dell'Alpago non è stata ancora fatta, e quindi che questa approvazione di delibera darebbe via al proseguimento della linea intrapresa. Altra cosa, anche il discorso della farmacia del centro era stata discussa in assemblea dei soci, quindi voglio dire fa piacere sapere queste cose, altrimenti noi come consiglieri percepiamo una cosa diversa e quindi sono tutte cose in divenire, e quindi ha chiarito bene la cosa. Ultima questione che volevo chiederle per quanto riguardava i dividendi al comune. E quest'anno sono stati fatti dei dividendi, non mi ricordo più l'ammontare complessivo, e volevo chiedere rispetto agli anni precedenti se si ricorda a grandi linee che differenze ci sono rispetto ai dividendi. Non so se ha capito, sì, la domanda, vero? Sì, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Sì, dunque, prima il Presidente Bitz, lei Presidente ha dimostrato con i risultati e non a parole che ci si può fidare e affidare a lei, per cui io sono molto contento dei risultati e anche delle prospettive che qui ha presentato e che, ribadisco, sostengo. E tuttavia devo dire che non sono d'accordo con lei quando dice che la questione del controllo analogo è una questione di lana caprina, perché noi, qui consiglieri comunali, siamo i diretti responsabili delle scelte economiche che lei realizza. Quindi noi abbiamo una responsabilità diretta. E se io fossi, cosa che fortunatamente non sono, un consigliere dell'Alpago, direi: ma qual è il controllo analogo che io eserciterò nella società in-house della Vittorio Veneto Servizi? Però non essendo io consigliere dell'Alpago, questa domanda non me la pongo, va bene? E non la pongo neanche al segretario, perché sono una persona nobile d'animo. Benissimo. Ecco. Però quello che voglio dire è che siamo qui e dobbiamo votare, noi della minoranza, voi della maggioranza, delle cose, ed è giusto che su queste cose ci sia la chiarezza, ma non tanto perché si vuole fare le scarpe ad uno o dall'altro, ma perché sono argomenti dove poi la Corte dei Conti entra a gamba tesa. Se non stessimo parlando di una società delle farmacie, ma una società di rifiuti,
signori, non è che siamo qui tanto a scherzare, perché su una società dei rifiuti l'attenzione è 10 volte rispetto a quella legata appunto al tema delle farmacie. Ecco, chiudo questa parentesi e ripeto, non voglio dilungarmi su questo, però un domani che la società verrà gestita, se verrà gestita da altri rispetto al dottor Biz, di cui ho la massima fiducia, come ho già ribadito prima, credo che questa attenzione su un tema così complesso e articolato vada posta, perché altrimenti, ripeto, rischiamo di farci male per delle cavolate. Ecco, tutto qui. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Antoni. Solo sul problema del trasporto a domicilio dei farmaci, io non chiedo di cadere nell'ambito di un possibile accaparramento dell'attività di farmaci, di consegna, di vendita dei farmaci nel nostro comune. Io chiedo solo che venga concretizzato, assicurato nel tempo questo servizio che in forma, come dire, precaria è già iniziato, come ha detto, a seguito del Covid. Quindi va benissimo studiare qualunque convenzione, qualunque bando per fare questo, ma il mio problema non è tanto quello di far fare un lavoro in più alla Vittorio Veneto Servizi, quanto di favorire la consegna a domicilio dei farmaci, cosa che potranno fare anche le altre farmacie una volta che si apre la strada con le farmacie comunali e diamo un servizio sociale alla nostra popolazione. Possono essere anche le altre farmacie che si adeguano a queste regole e provvedono anche loro a fornire i farmaci. Quindi non è che lo facciamo per vendere più farmaci, ma lo facciamo per rendere un servizio alla popolazione. Questo è l'aspetto, per cui adesso io presenterò, consegno questo emendamento in cui chiedo che tra gli obiettivi strategici venga inserito questo, che prevede la predisposizione, in accordo con i servizi sociali e l'azienda sanitaria, di un progetto per rendere operativo e continuativo il servizio di consegna a domicilio dei farmaci e dei presidi sanitari alle persone anziane e in difficoltà del nostro comune. E poi chiederò appunto di aggiungere sul discorso della rivisitazione degli orari di apertura la frase per favorire una migliore accessibilità al servizio da parte degli utenti del centro città. Consegno l'emendamento. Consigliere Da Re, prego. No, nel ribadire quello che diceva il consigliere Giust è sicuramente una cosa veritiera, cioè che il consigliere dell'Alpago in Alpago ci sia una tensione sul fatto che, diciamo, che le farmacie di Vittorio Veneto o comunque la Vittorio Veneto Servizi sia andata in acquisizione o comunque in acquisizione della gestione, ha creato qualche volantino, ma insomma fa parte della dialettica politica. La cosa che mi raccomando è che ci sia la perizia giurata, visto che noi voteremo questo controllo analogo, ci sia una perizia giurata sull'acquisto dell'immobile. Anche se è per step, anche se è in una seconda fase. Grazie consigliere. Posso procedere? No. Allora, vado per ordine. Allora, il consigliere Bagliana chiedeva in merito al discorso dei dividendi. Bene, allora ad agosto sono stati deliberati i dividendi, il dividendo quello perché l'approvazione del bilancio è avvenuta secondo termini di legge, sono stati deliberati 156.000 euro, l'utile esercizio è stato distribuito completamente al Comune di Vittorio Veneto. In più sono stati
deliberati altri 200.000 euro di dividendo straordinario che che non è stato ancora versato, ma verrà versato a breve, per tutte quelle iniziative che il Comune di Vittorio Veneto ha messo in essere. Anche l'anno precedente gli utili d'esercizio sono stati versati completamente. Negli ultimi anni, negli ultimi 2 anni, sono sempre versati tutti gli utili d'esercizio. Poi ci sono stati dei dividendi straordinari che sono stati versati, che sono stati richiesti, sì, esattamente. In merito all'aspetto che è stato espresso prima relativamente, mi pare, c'era il consigliere Gomiero che chiedeva sì, certo è stata fatta una valutazione, è chiaro che, come dico sempre, le stime ci parlano, io sono molto più prudenziale rispetto alle stime, queste sono delle valutazioni teoriche che sono state fatte, però ci servono per avere un quadro della situazione reale, per vedere dove possiamo andare. Questo a me serviva e serve anche per anche suffragare quelle teorie, perché insomma da amministratore posso avere una lungimiranza e una valutazione d'insieme, però chiaramente questo ci permette di capire meglio dove possiamo arrivare come Vittorio Veneto Servizi. Sì, l'apertura dell'8ª farmacia potrebbe determinare un effetto negativo, l'abbiamo riscontrato già una situazione del genere sulla farmacia che è stata aperta in quella di San Martino. L'effetto di fatto è immediato nella momentanea perdita del giro d'affari leggera, dopodiché abbiamo recuperato tutta quella perdita d'affari, quindi da quel punto di vista diciamo che può essere sì una riduzione, però sul quadro economico e la situazione potenziale diciamo che potrebbe avere un effetto, ma non è un effetto così imponente e importante, anche perché vista anche la dimensione della farmacia stessa e il mercato dove va a collocarsi, sicuramente avrà un riflesso che sarà per tutte le farmacie, ma è come anche la farmacia, nel caso della farmacia di Costa, avrà un riflesso, ha una ricaduta su tutto il territorio. Chiaramente noi siamo andati a vedere, eroderà una parte dei vari fatturati, ma non solo su una, ma su diversi soggetti. Sulla farmacia di San Giacomo, è vero, all'inizio avevo detto che avrei detto la mia idea. Certo, l'idea sarebbe l'ultimo elemento, l'ultimo anello, è quello di ingrandire la farmacia di San Giacomo. Questo perché gli spazi sono in questo momento, le potenzialità di quella farmacia, tenendo presente che io dico sempre che San Giacomo è una realtà, fa parte del Comune di Vittorio Veneto, però da un certo punto di vista, guardandolo dal punto di vista strutturale, si trova in una posizione tendenzialmente defilata rispetto al resto della città e quindi è un potenziale molto importante e si trova anche su un asse viario di un certo tipo, quindi confluiscono 2 assi viari importanti. L'apertura dell'orario continuato ci ha dimostrato che quello ci ha permesso di crescere notevolmente. Quindi sono allo studio alcune ipotesi per valutare un investimento o spostamento della farmacia stessa e quindi questa è una cosa che mi sono ripromesso di fare prima di concludere questo mandato, di valutare le ipotesi. Sicuramente con una dislocazione diversa di quella farmacia, anche per la fruibilità, quindi anche collegato anche agli ambulatori che sono sopra la farmacia, permetterebbe anche alla popolazione, soprattutto i più anziani, di potervi accedere in modo più facile. Chiaro che adesso l'accessibilità è facilitata perché il fatto che c'è l'ascensore, questa è una cosa ottimale, però garantirebbe alla clientela e soprattutto ai cittadini, prima che clientela parliamo di cittadini di San Giacomo, una certa facilità. Quindi sono allo studio alcune valutazioni. Diciamo che l'impatto economico da quel punto di vista è molto importante, per cui
sto valutando una serie di fattori per vedere se economicamente un'operazione del genere sta in piedi. Comunque è nelle corde sistemare, una volta conclusa anche, non è che sto aspettando di concludere il centro, ma la sto valutando in contemporanea, una volta conclusa naturalmente la farmacia del centro, quello sarà il prossimo step, che comunque è giusto che venga preso in mano e valutato una soluzione per migliorare la situazione in San Giacomo. In merito, sì, il consigliere D'Arè prima parlava di perizia giurata, sì, come dicevo non è stata fatta una perizia giurata, ma mi permetto di dire che intanto in questo momento stiamo parlando di un rent to buy, non abbiamo ancora acquistato niente, comunque è un contratto di acquisizione a medio-lungo termine, quindi parliamo di 4-5 anni. E comunque mi permetto di dire che nel qual caso sì, è vero che Vittorio Veneto Servizi è una società a controllo pubblico, ma è una società nel contempo anche a diritto privato. Quindi chiaramente queste si fanno tutte le valutazioni del caso per garantire una maggior sicurezza, ma in questo momento, se parliamo di una società a diritto privato, perché Vittorio Veneto Servizi in fin dei conti è una SRL, non è previsto che vi venga fatta una perizia giurata, però chiaramente per garantire una maggior sicurezza si valuterà anche una perizia giurata. Però in questo momento stiamo parlando di un rent to buy, quindi non è un'acquisizione in via definitiva. Scusi, forse era anche il consigliere De Antoni che diceva, no, però sì, non è esplicitata, ma di fatto è, perché il fatto che io ho messo, ma io dico nel programma che ho messo 90.000 euro è perché in 3 anni garantisco questo tipo di servizio. All'interno del servizio della persona affidata non affidata ai servizi sociali, se no è un'altra cosa, la persona che dà supporto, ai servizi sociali, dà supporto ai servizi sociali, nell'attività, nel momento in cui non è in servizio presso i servizi sociali, si occupa della consegna di farmaci a domicilio. Quindi questa è la prerogativa che abbiamo messo comunque, se anche non è esplicitata, nel senso non c'è scritto, però di fatto il fatto di mettere questa persona è proprio per garantire questo tipo di servizio. Solo per precisare una cosa, ma l'importante è che il servizio venga ufficializzato, cioè esiste la possibilità per determinate categorie di persone che definirete nel dettaglio assieme ai servizi sociali e assieme all'azienda sanitaria, è possibile fare questo servizio. Questo è l'obiettivo che io chiedevo venga proposto. Altri interventi? Allora, passiamo a votare. Prego, Assessore. Posso solo fare un esempio per capire la diversità che noi possiamo nella Vittorio Veneto Servizi, farmacie, e una farmacia che oggi invece è a conduzione assolutamente privata. Mentre la farmacia, credo, privata oggi deve inseguire come suo core business l'utile e quindi cercare di fare tutto quello che rende utile. Invece per una farmacia che sostanzialmente è pubblica o a controllo pubblico vale un po' meno il discorso dell'utile, perché se nel far servizi comunque riduce l'utile è comunque nel loro core business, quindi ovvio che tutte le attività che possono essere i 30.000 per i 3 anni o altre attività che si possono fare benvengano, anche perché potenzialmente i servizi che noi andiamo a fare o che la Vittorio Veneto Servizi va a fare a livello di servizi di persona altro, in buona sostanza metà di quello che costa mette. Perché se facciamo un'ipotesi di un 100.000 euro di utile entre tasse, che poi dà un 50.000 di tasse versate a soldoni, facciamo il conto alla metà, se a fronte di 100 utilizzo 70
per fare servizi chiaramente alle persone della città, vuol dire che mi rimane un ricavo ante imposte di 30 e quantifico 15, il che vuol dire che quel 70 che io ho tirato fuori, 35 me li ha dati un altro, e quindi sono valori che noi possiamo come pubblico fare, perché pagare tante tasse per noi non è da metterci una medaglia, per noi la medaglia è far servizi il più possibile. Grazie. Altri interventi? Altrimenti passiamo a votare l'emendamento proposto dal consigliere De Antoni, che rileggo. Allora, il consigliere De Antoni propone di emendare la parte degli obiettivi strategici 2020-2022, lettere A e M, con due, diciamo, aggiunte. Allora, punto B chiede di aggiungere, dopo rivisitazione orari di apertura, la frase per favorire una migliore accessibilità al servizio da parte degli utenti del centro città, ok? E al punto N di inserire un ulteriore punto chiamato N, predisposizione, che è il concetto che poco fa enunciava, predisposizione in accordo con i servizi sociali e l'azienda sanitaria di un progetto per rendere operativo e continuativo il servizio di consegna a domicilio dei farmaci e dei presidi sanitari alle persone anziane e in difficoltà del nostro comune. Poniamo in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? E astenuti? 9 contrari? Quindi l'emendamento è cassato, quindi non è stato recepito, con 9 contrari, 5 favorevoli. Bene, passiamo ora a votare la delibera. Dichiarazione di voto, scusate. Prego. Consigliere Casagrande, Volevo prego. però fare la dichiarazione di voto Sì. all'emendamento proposto da De Antoni. No, il dichiarazione di voto per la delibera. No, allora no. Ok, va bene. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. C'è qualcuno che vuole... Bene, allora passiamo alla votazione. Allora, per la delibera in oggetto, favorevoli? Per la delibera in oggetto, favorevoli? Contrari? Astenuti? 2. Allora, la delibera è stata approvata con 12 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti. Bene, non esiste mi pare. Non c'è bene, a posto. Grazie a tutti, buona serata.